Antonio Nonino, presidente della società Alpina Friulana, prego. Solo per ringraziare tutti i presenti, ma soprattutto per portare il saluto della società Alpina Friulana a chi questa sera ci farà una relazione sicuramente molto interessante. Non abbiamo docenti, ma abbiamo chi opera come soccorso nazionale alpino e speleologico, quindi degli operatori, e per chi ama la montagna come noi e chi ha anche il compito di fare l'accompagnatore, è una serata particolarmente importante, ecco, avere qui dal vicepresidente della società nazionale e certo non ancora nazionale, no, regionale sì, però vicepresidente con i suoi collaboratori, e stasera veramente ringrazio tutti che siete qua presenti in forze, e voi saprete che non sono solo qui questa sera, ma hanno veramente assunto un impegno per diffondere la loro cultura della sicurezza, che lo spirito del CAI è senz'altro l'ambiente e la montagna, ma la montagna amica e muoversi in montagna con la massima sicurezza. Ma nonostante questo, se noi abbiamo bisogno dell'aiuto, della presenza di questi volontari di alta professionalità, stasera sentiamo da loro, ecco, quanto ci può essere sicuramente utile. Poi avremo anche le spiegazioni del GeoRescue, che è un'altra vostra operazione di software che è stata adottata dal CAI nazionale, e tutti i soci possono scaricare questa app e vi spiegherà lui o qualche suo collaboratore l'importanza e l'aiuto che ci può dare quando ci contiamo in montagna. Non voglio farla lunga io. Quindi grazie, e grazie veramente da tutta la società alpina che faceva un serata importante. Grazie. Con questa mia bella voce oggi, cosa aggiungere? È già stato detto praticamente tutto, quindi ringrazio anch'io il vicepresidente Sergio Piscelli del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e del Friuli Venezia Giulia, i suoi tanti collaboratori che presenterà poi lui, perché sono veramente tanti, quindi grazie anche a voi. Il nostro presidente ha già detto tutto, quindi non mi resta, prima che iniziaste, chiamare Maria Luisa Colabove. Allora Maria Luisa Colabove, che ci parlerà di questo progetto Montagna Amica e Sicura, il tema è sempre lo stesso, la delle montagne in sicurezza. Maria Luisa Colabove è vice direttore della scuola di escursionismo della nostra sezione, la Società Alpina Friulana, ed è direttore del corso avanzato di escursionismo. Buonasera, la serata di stasera si colloca nell'ambito di un progetto elaborato dal CAI che noi riteniamo sia molto importante, che si chiama Montagna Amica e Sicura. Il progetto Montagna Amica Sicura nasce alla fine della stagione dell'inverno 2009-2010, che aveva visto un numero di travolti e morti in valanga molto più alto di quello che è la media annuale nazionale. Pertanto Matteo Fiori, che era, perché purtroppo è venuto a mancare in tempi brevi, che era un istruttore di sci alpinismo nazionale, apparteneva al CAI, faceva parte, era un architetto, era un avvocato, scusate, e faceva parte anche del soccorso alpino. A Matteo Fiori viene questa idea e si chiede se il fatto che ci fossero stati così tanti morti quell'anno non derivasse dal fatto che le persone che frequentavano la montagna fossero poco preparate, poco istruite ad andare in montagna. Pertanto comincia a lavorare a questo progetto, che inizialmente doveva rivolgersi soltanto alla montagna invernale. Purtroppo nell'ottobre dello stesso anno 2010, dopo una malattia molto breve, Matteo Fiori viene a mancare, però il suo progetto continua e già nel dicembre del 2010 parte il progetto Montagna Amica alla base delle piste di Sappada, con una serie di stand che promuovono la montagna in sicurezza. Successivamente, anche grazie all'intervento del soccorso alpino, che è appunto uno degli afferenti a questo progetto, viene deciso di estendere questo progetto a tutto l'anno, alla montagna tutto l'anno.
Pertanto a chi è rivolto soprattutto questo progetto? Non tanto ai soci CAI che bene o male hanno a che fare con una sezione CAI e o frequentano dei corsi di escursionismo, di alpinismo o comunque frequentano una sezione, seguono le escursioni sociali e pertanto vengono giocoforza messi a conoscenza di un determinato modo di andare consapevolmente in montagna. Non è rivolto tanto a queste persone quanto piuttosto a quelli che vengono considerati i frequentatori occasionali della montagna, vale a dire le persone che vanno in ferie in agosto e vanno in montagna solo d'estate e durante l'anno non ci vanno mai, o le persone che vanno a sciare solo d'inverno. Pertanto appunto queste sono persone che molto spesso frequentano appunto la montagna saltuariamente senza avere la minima idea, la minima conoscenza, la minima consapevolezza di cosa si deve fare per organizzare un'escursione in montagna che sia sicura. Sappiamo che il rischio zero non esiste, come non esiste in nessuna attività che facciamo, però sappiamo, i nostri ragazzi dei corsi lo sanno bene, che con una buona programmazione, con una buona pianificazione di un'uscita, questo rischio può essere ridotto fino a soltanto un 5% di rischio residuo. E chi partecipa a questo progetto, ho un foglietto perché sono tanti e non me li ricordo, quindi il Club Alpino Italiano, per il momento del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, perché per il momento questo progetto fa parte soltanto del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, il Club Alpino Italiano, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino del Corpo Forestale dello Stato, le associazioni guide alpine e aspiranti guide alpine, i maestri di sci, Federazione Italiana Sport Invernali. In più come partner ci sono i gestori di rifugi e viene fatto, è stato fatto, continua a essere fatto un grossissimo lavoro anche con gli scout. Come opera questo progetto Montagna Amica, che poi nel tempo ha cambiato nome e si è chiamato Montagna Amica e Sicura, perché è amica se è sicura. Opera con una promozione di locandine, di dépliant, quelli che avete trovato sulle vostre sedie, e materiale divulgativo analogo da distribuire in determinati settori, che sono le scuole per esempio, le fiere dello sport, la base delle piste di sci. Un anno noi come SAF siamo andati appunto a Sella Nevea con il freddo alla base delle piste degli sci per cercare di fermare le persone e di spiegare che esiste un club alpino italiano e che esiste una montagna sicura. E viene fatta un'attività anche con tutte quelle gestate con i posti dove arrivano i pullman, aziende che organizzano pullman per fare escursioni come aziende, come società che non hanno niente a vedere con la montagna. Il CAI si attiva in varie maniere e opera con queste persone. C'è materiale divulgativo, ci sono dei video, c'è tantissimo materiale. Perché vi stiamo dicendo questo? Ve lo stiamo dicendo perché Montagna Amica è un progetto che deve essere portato avanti da tutti, quindi chi porta realmente avanti questo progetto siete voi. Siamo noi, ma se noi lo diciamo a voi e voi non lo dite a nessuno, non si va da nessuna parte. Quindi tutti devono sentirsi in primo luogo chiamati a promuovere una montagna che sia amica e sicura e consapevole. Noi come CAI, sapete, facciamo corsi di escursionismo d'estate e d'inverno, abbiamo una scuola di escursionismo, abbiamo una scuola di alpinismo come altre sezioni CAI e facciamo corsi. Voi da parte vostra potreste diffondere le conoscenze che avete presso i vostri amici, parenti e così via. Credo di aver detto tutto, dico qualcosa voi che sapete più di me. Bene, grazie. Solo per dire tra le tante cose che poi diranno Sergio e i suoi colleghi, ricordiamoci che sono volontari e che a volte mettono a serio rischio la loro vita, e di questo dobbiamo ricordarci, magari non in montagna perché se richiamiamo Serra, ma magari prima di partire per la nostra uscita. Prego. Grazie. Allora, mi manca un po' di gente dietro, buonasera a tutti e grazie veramente per l'invito, che in realtà è
non autoinvito, perché vi spiegherò anche brevemente com'è nata, qual è la genesi di queste serate, ma soprattutto per l'entusiasmo con cui ci avete accolti. Questa idea di portare nelle sezioni del CAI una serata di questo genere nasce dal progetto che il Soccorso Alpino Nazionale, insieme con la ditta che realizza un gestionale che utilizziamo per la nostra attività, ha pensato di proporre gratuitamente da quest'anno a tutti i soci dell'Ordine Italiano. Così al nostro interno una sera è nata questa idea di proporre alla delegazione regionale una serie di incontri per sensibilizzare gli utenti, insomma i frequentatori della montagna, in particolar modo i soci del CAI, ma anche altre persone, ci si augura, sull'utilizzo di questa app che non vuole essere assolutamente un salvavita, guai se lo fosse, come chi pensa che l'arma e la palla da sonda ci difendano dalle valanghe, però ci passa un po' di strada da pensare questo, e vorremmo che non passasse questo messaggio, insomma, che una volta caricato sul nostro telefonino questa app siamo indenni da rischi, perché l'aspetto fondamentale, crediamo anche noi, sia quello di lavorare sulla prevenzione e sull'informazione, cosa che il CAI ovviamente fa benissimo da tantissimi anni. Per cui c'è stata questa idea di proporsi alla delegazione regionale del CAI e sono state organizzate queste serate. Il mio obiettivo personale, visto che io sono arrivato alla settima, ottava, non ricordo, è di parlare il meno possibile, per cui un po' alla volta ho cercato di coinvolgere tutti gli amici, insomma, colleghi di stazione in questo caso, ma anche altri colleghi di altre stazioni, ognuno per la sua specialità, per la sua specificità, lo capirete durante la serata, in modo che, insomma, che sia anche una cosa un po' meno pesante del dover ascoltare una sola persona. Quindi l'idea è di, non abbiamo una scaletta in realtà, ci sono un paio di piccole PowerPoint che ci servono per affrontare alcuni argomenti, vi mostreremo anche alcuni video. L'idea però è quella di soddisfare le vostre esigenze, le vostre curiosità. Abbiamo visto in ogni serata c'era qualche esigenza diversa, quindi pensare che l'obiettivo della serata sia parlare solo di GeoRescue per noi sarebbe un errore, comunque una sconfitta, quindi vi pregheremo veramente di interagire anche con noi e chiederci comunque cosa passi per la mente legata all'attività del soccorso alpino, comunque in generale della frequentazione della montagna. Poi abbiamo del materiale che volendo possiamo anche utilizzare, per esempio una presentazione sull'attività cinofila. Qui abbiamo con noi un paio di cinofili, di istruttori internazionali di cinofilia anche tra il pubblico, quindi insomma ecco, vi rinnovo un po' l'invito a interagire con noi nel caso abbiate qualche esigenza particolare, perché non è possibile fare una scaletta su tutto quello che è lo scibile del soccorso alpino. Ho parlato già troppo, inizierei con un piccolo, se siete d'accordo, con un piccolo video di un paio di minuti che così riassume un po' in linea la nostra attività, e dopo passiamo con la parte un po' più istituzionale sull'attività del soccorso alpino. Se mi spiegate magari un paio di minuti.
Sì, vi dicevo che GeoRescue è un po' una scusa per parlare alla fine non tanto della nostra attività, anche perché non vorremmo che diventasse una serata autoreferenziale o celebrativa, ma un'occasione anche per fugare qualche dubbio sulle assicurazioni, sul pagamento dei soccorsi, un argomento che ultimamente purtroppo ai noi era molto di moda sui giornali, si tirano in ballo per cose che, insomma, per le quali non abbiamo alcuna responsabilità, ma insomma, lo vedremo più tardi se volete, e farvi un po' capire come funziona la macchina del soccorso alpino, che spesso è ignota anche ad alcuni dei nostri colleghi, perché tante volte ci si preoccupa di correre, di andare in intervento, però non si conoscono le dinamiche le dinamiche istituzionali che stanno sopra le nostre teste. Vabbè, una breve nota storica e anche penso un motivo di orgoglio per la nostra piccola regione. Il soccorso alpino comincia a strutturarsi a livello nazionale nello stesso anno in cui si struttura anche qui in Regione Friuli, grazie a Cirillo Fioranini, che in realtà già, se non ricordo male, non perché esistessi già a quel tempo, ma per averlo letto, già nel 1949 aveva iniziato a organizzare delle piccole squadre di soccorso nella zona di Cava del Predì. Alpinisti del posto, alpinisti trapiantati in zona perché impegnati perché lavoravano nella miniera di Cave. Poi nel 1954 comincia proprio ufficialmente l'attività del soccorso alpino, che negli anni si è evoluta con i mezzi che ormai anche conosciamo. Queste sono le uniche note normative, non tanto perché vogliamo farvi una lezione di legislazione del soccorso alpino, ma perché è importante focalizzare l'attenzione su un passaggio che è fondamentale per la nostra attività, cioè che a noi diciamo, al soccorso alpino spetta il coordinamento dei soccorsi in ambiente montano, ipogeo, quindi speleologico, e nelle zone impervie di tutto il territorio nazionale. E poi, ripeto, l'aspetto fondamentale, che è quello che giustifica poi tutta una serie di altre cose che vedremo nel corso della serata, che lo Stato italiano, questa è una legge dello Stato del 2001, individua nelle strutture operative regionali e provinciali, Trento, Bolzano del soccorso alpino, i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario. Cosa significa questo? Che noi siamo un braccio operativo della sanità. Poi c'è un'altra legge, in realtà la nostra attività viene normata da una serie infinita di leggi che sono iniziate, che lo Stato ha iniziato a emanare fin dagli anni 60, con la prima legge che regolamenta l'attività del CAI. Queste diciamo sono quelle principali, però ce ne sono tante altre che ci organizzano e che organizzano i rapporti anche con gli altri enti istituzionali. Questa in particolare ha consolidato il concetto del coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti e organizzazioni. Noi siamo sì un corpo di volontariato, come ha detto giustamente Ivana, però lo Stato ci riconosce una specialità e quindi diciamo, il compito, il ruolo, l'obbligo anche di prestare un pubblico servizio specializzato. Ovviamente non vale per le grandi calamità e emergenze. Nelle grandi emergenze, vedi emergenza neve Abruzzo piuttosto che terremoto, noi interveniamo, partecipiamo come braccio operativo, come elemento, non so come definirlo, del sistema nazionale di protezione civile. Perché veniamo chiamati dalla protezione civile nazionale, per tramite della nostra sala operativa regionale, a prestare il nostro supporto e aiuto in queste emergenze, cosa che abbiamo fatto anche quest'inverno. Una ventina di noi, 20-30 di noi sono andati in Abruzzo per circa 8-9 giorni. Siamo strutturati in servizi regionali, la sede centrale a Milano, poi ogni regione ha un proprio servizio che è, passatemi il termine, pessimo, brutto, l'organo politico, cioè secondo me nelle associazioni di volontariato, in particolare in quelle che si occupano di montagna, il termine politica non dovrebbe esistere. Purtroppo però succede ed è l'unico modo per definire il governo del soccorso alpino, che è il servizio regionale, con un presidente e un vicepresidente che sta qui davanti a voi. Le componenti tecniche sono le delegazioni. Nel nostro piccolo Friuli c'è una delegazione alpina e una delegazione speleo. In altre regioni le delegazioni sono molte di più perché il territorio è molto più vasto.
Queste delegazioni, che sono i bracci operativi, le componenti tecniche del servizio, sono poi a loro volta organizzate in stazioni per competenza territoriale, per cui venendo alla nostra realtà qui della provincia di Udine, c'è la stazione di Udine che ha sede a Gemona, che ha competenza su tutto il territorio della provincia di Udine fino, diciamo, al confine tra Venzone e Tolmezzo all'incirca, e est e ovest il confine è dato dal tagliamento, quindi provincia di Udine, Pordenone e Slovenia. Poi ci sono altre 8 stazioni, c'è Pordenone per tutta la zona della bassa pordenonese, quindi più a cavallo fino circa a Giais, Maniago, tutto il territorio pedemontano del Pordenonese, poi c'è la Valcellina per le tre valli, sì, i 3 paesi, i 3 comuni della Valcellina, Erto, Plauto e Cimolais, e questo per la provincia di Pordenone. Poi ci sono Forni di Sopra, Forni a Voltri, che è un po' una stazione atipica perché ha al suo interno 5 squadre, è una stazione molto vasta. Quando voi sentite parlare intervento della stazione di Forni a Voltri, potrebbe essere che sia intervenuta la squadra del Tolmezzo piuttosto che di Forni a Voltri, Paese, piuttosto che Paolaro, poi c'è Paluzza e Prato Carnico, grazie, e Cave del Predì per il Tarvisiano, Moggio Udinese, poi nella zona giuliana c'è la stazione di Trieste per tutto il Carso. Tutti questi amici che sono qua con me fanno parte della stazione di Udine, con sede a Gemona, ognuno con delle specialità diverse, e abbiamo anche la più alta carica della stazione, che è Raffaello Patà, che dopo ci dirà qualcosa su come siamo organizzati, e poi altri ragazzi che vi presenterò per le loro caratteristiche, per le loro peculiarità, perché vedremo dopo che siamo strutturati in ruoli diversi. Cosa abbiamo all'interno del soccorso? Quindi torniamo all'ambito nazionale, abbiamo tutta una serie di specializzazioni. Ognuno, diciamo, uno di noi diventa operatore di soccorso alpino seguendo un certo iter, vengono richieste delle capacità di movimentazione che vengono impervio, la capacità di muoversi da prima ricordata su almeno 4 gradi, sono tutta una serie di caratteristiche che vengono valutate da una scuola nazionale per tramite della scuola regionale, e poi altre scuole che trattano materie un po' più specifiche, però diciamo il punto di partenza è diventare operatori di soccorso alpino, quindi avere delle caratteristiche minime che sono uguali in tutta Italia. Poi a seconda delle attitudini, della disponibilità di tempo, delle capacità di ognuno di noi, uno può prendere più strade diverse, che vedremo, le avete viste comunque anche già nel video. Vi dicevo del servizio regionale. All'interno del servizio abbiamo tutta una serie di queste specialità che vengono gestite e regolate dalle scuole nazionali, un po' come succede nel CAI, producono una serie di gruppi, di commissioni con competenze diverse. Su questo adesso non mi soffermerei, siamo in totale 360, qui c'è un errore, siamo in 364, divisi tra 300 alpini, quindi delegazione alpina, e 60 speleo. I due delegati delle delegazioni alpine e speleo sono Sandro Meurini per la parte alpina della stazione di Magnago e Roberto Antonini per la delegazione alpina. Spendo due parole, speleo. Per la delegazione speleo perché e qui faccio un po' di peccato di immodestia. La delegazione speleo friulana, o meglio, in realtà più giuliana che friulana, perché la maggior parte degli speleo vengono dalla provincia di Trieste, anche se ce ne sono ovviamente tantissimi anche a Udine, a Pordenone e Gorizia, che sono le tre, insieme a Trieste, le 3 stazioni speleo, ha sempre dato a livello internazionale un contributo incredibile in termini di competenza, capacità e professionalità. Cito solo un esempio perché è l'ultimo in ordine temporale, l'intervento in Baviera di 3 anni fa, 2014, che forse alcuni di voi si ricorderanno, che ha visto protagonista, purtroppo per lui, uno speleo tedesco che insieme a un compagno era a circa 1000 metri di profondità, meno 1000. È rimasto vittima di un incidente, un sasso gli ha perforato il casco e lo ha ferito molto gravemente, tant'è che dopo qualche ora è andato in coma. E le operazioni di soccorso sono durate 12 giorni per il recupero di questa persona. A farla da padroni, diciamo così, quelli che hanno veramente risolto tutte le castane dal fuoco ai tedeschi sono stati i nostri speleo friulani. Abbiamo 20 fra i pochissimi in Italia che sono in grado di lavorare a quelle profondità, quindi sono una delle eccellenze di cui spesso si sente
cioè, di cui quasi mai si sente parlare purtroppo, perché gli interventi in grotta sono molto rari, però quando avvengono sono di una difficoltà estrema. E diciamo che la nostra componente speleo è uno dei motivi, secondo me, di orgoglio del servizio regionale. Allora, vi dicevo delle norme, delle normative, poi io andrei verso la fine della mia, magari qua e là vi dirò qualcos'altro durante la serata, però insomma mi piacerebbe che parlassero anche i miei amici. Noi lavoriamo come, siamo una struttura autonoma, indipendente, abbiamo visto, no? Dipendiamo dal servizio nazionale, però in realtà a livello locale siamo organizzati, cioè tutta la nostra attività sia a livello locale che a livello nazionale è, abbiamo visto, regolamentata da una serie di normative e di leggi nazionali, in taluni casi anche regionali, da noi presto, speriamo, anche con un riconoscimento regionale. Però ci sono tutta una serie di protocolli operativi, di convenzioni, di accordi con lo Stato Maggiore dell'Esercito, con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, con la Protezione Civile e poi nel nostro caso, nello specifico in Friuli, con l'azienda sanitaria e con la Protezione Civile regionale. Cosa ci permettono di fare queste due convenzioni? Ci permettono principalmente di utilizzare quegli elicotteri che avete visto nel video e poi comunque di prestare la nostra opera, le nostre competenze, le nostre professionalità, perché di questo si tratta, al servizio di elisoccorso, di cui vi parlerà fra breve un collega che vi presento. Per quanto riguarda la protezione civile, c'è una convenzione che ci permette sì di utilizzare l'elicottero che avete visto, quello colorato, ma anche di fare formazione congiunta con i volontari della protezione civile, di intervenire nelle grandi emergenze e di utilizzare, di sfruttare, passare di termine, tutta quella grande mole di volontariato che la protezione civile offre negli interventi di ricerca a persone disperse, che sono diventati uno dei grossi problemi della nostra attività. Tornando al soccorso, adesso vi parleranno i miei colleghi, noi abbiamo dal 2001, e cambierà qualcosa molto probabilmente quest'anno con l'approvazione della nuova legge che è in discussione in Consiglio regionale, una convenzione con l'azienda sanitaria che appunto regolamenta, ma non voglio parlare prima di Andrea perché mi viene poi spontaneo, averlo fatto tante volte in queste settimane. Diciamo che c'è questo servizio che ci vede protagonisti perché c'è un nostro operatore ogni giorno in base a Udine, il tecnico di soccorso, che è la figura più specializzata che c'è al nostro interno. Andrea Gigante è un medico anestesista e rianimatore dell'ospedale di Udine, la terapia intensiva, giusto? Che da quest'anno, grazie a un progetto che per primi in Italia abbiamo creato, abbiamo portato avanti, abbiamo pensato di sviluppare, sta entrando nel soccorso alpino, ha già fatto tutte le verifiche come operatore tecnico sanitario. Perché qual è uno dei segreti del soccorso alpino? È che, come di tutte credo le associazioni di volontariato, che può portare le professionalità di ognuno di noi al servizio della collettività, al servizio del volontariato. Essendo poi noi una struttura operativa del servizio sanitario, abbiamo questa marcia in più, questa possibilità che ci viene data dal fatto di avere professionisti della sanità, quindi medici e infermieri, gran parte dei quali afferenti alle aree di emergenza, della medicina di urgenza e emergenza, all'interno del nostro organico, e quindi di andare in intervento con personale sanitario che può operare a prescindere comunque, ma diventa fondamentale nei casi in cui l'elisoccorso non sia disponibile. Magari si può dire come siete organizzati a Udine, quindi qui investe sia di volontario del soccorso alpino da quest'anno, sia di medico che lavora in soccorso a Udine, al C18. Buonasera, sono Andrea Gigante, che l'ho presentato. Allora, per quanto riguarda la parte di elisoccorso, come vedete lì l'equipe che sale in elicottero, in questo caso parliamo di soccorso in montagna, oltre ovviamente al pilota, tecnico e ricellista, l'infermiere e il medico, aggiungiamo la figura del tecnico di soccorso che risulta essere la nostra guida poi nel vero e proprio soccorso in montagna. Una volta che la chiamata arriva alla centrale Romanova, la centrale ci avvisa poi di questa necessità di intervento in ambiente montano. Molto utile per noi è avere il maggior numero di dettagli possibili sul luogo dell'incidente.
quindi se c'è il numero del sentiero, se siete partiti da un rifugio dove state andando, il versante della montagna, quindi tutte le cose, il maggior numero di dettagli possibili che si riescono ad avere sono fondamentali, perché poi noi da certe altezze è difficile riuscire ad individuare la zona dell'infortunio. Quindi una volta arrivata all'allertamento in elibase si parte, la prima cosa che si fa è sorvolare una volta individuato il luogo dell'incidente. Se ci vedete girare un po' di volte sopra e poi andarcene è perché il pilota decide che in quel momento lì è impossibile atterrare sul posto e si esce praticamente da quel posto lì, si va a fare un campo base, si atterra, si riassetta l'elicottero e si riparte. Questo potrebbe essere una metodologia di approccio. L'altra metodologia è che il pilota sorvola il luogo dell'incidente e si decide di o atterrare direttamente lì vicino, se è possibile, oppure essere calati attraverso il vericello. Anche per quanto riguarda la calata col vericello ci sono due modalità diverse. Se il terreno è particolarmente impervio, e in questo a deciderlo è il tecnico di elisoccorso, E qui abbiamo uno dei 24 della regione che è Raffaello. per quello dicevo che è la nostra guida. Se secondo il tecnico di elisoccorso è un ambiente in cui si può essere calati in due, si scende medico e tecnico di elisoccorso, si scende in due, si valuta la situazione, poi il medico decide se far intervenire anche l'infermiere o meno. Se invece il tecnico di soccorso decide che l'ambiente non è adatto, scende solamente lui, prepara il terreno, può preparare una sosta, può mettere in sicurezza l'ambiente, dopodiché viene calato il medico e l'infermiere a seguire se poi è necessario. In uno degli ultimi interventi, ad esempio, c'era proprio Raffaello, è stato calato prima lui da solo, ha sistemato una vela di un parapendio e a quel punto poi è stato fatto scendere il medico, per cui è fondamentale la loro partecipazione perché sono la nostra guida in tutto e per tutto. Raffaello, un po' timido, non sta in postazione. Buonasera. Mi piace più andare in montagna che parlare. No, fondamentale quello che ha detto Andrea inizialmente, secondo me, per quanto riguarda le notizie che vengono date al soccorso, è appunto cercare di fare un quadro di quello che è il posto. Vi sembrerà un po', per non vestirvi perché c'è corrente, mi sembrerà un po' anche strano che vi venga chiesta delle notizie particolari, però magari il tempo che si perde in domande per avere notizie in più viene guadagnato successivamente. Quindi dovesse succedere, facciamo le cose, dovesse succedere, insomma, non arrabbiatevi, non sentitevi pressati da varie domande che vi vengono fatte, ma queste sono appunto perché avendo più notizie, no, si riesce a fare un quadro e quindi a organizzare l'intervento in maniera più mirata. Notizie sicuramente sotto l'aspetto del luogo, se ci sono ostacoli, se ci sono coinvolgimento di altre persone, se c'è un sentiero vicino, se ci sono alberi, tantissime notizie che possono dare appunto di più efficienza all'intervento successivo. Chiaramente verranno chieste anche notizie a livello sanitario, per quello che si può dire, ancora, insomma, se uno è cosciente, se non è cosciente, quello poi i sanitari lo fanno quotidianamente anche negli interventi su strada. Altre cose che posso dire così in velocità, secondo me, è quello di riuscire a rendersi visibili, perché capirete benissimo che per voi che siete sulla terra, diciamo così, vedere un oggetto sul cielo è molto più facile che l'inverso, perché lo sfondo del cielo è chiaro e il puntino dell'elicottero è ben visibile, invece dall'elicottero il puntino sulla terra non è sempre visibile, soprattutto se si usano dei vestiti che non hanno dei colori così evidenti. Quindi dare appunto indicazioni possibilmente sulla posizione. Al giorno d'oggi ci sono gli smartphone che hanno il GPS, quindi si può dare anche una posizione precisa con le coordinate, oppure anche insomma, con vestiti e con qualcosa di più visibile. Il messaggio finale poi è quello appunto di richiamo dell'elicottero. Nel momento in cui vi accorgete che l'elicottero sta arrivando, appunto è quello di
dare un consenso, nel senso sì, siamo noi ad avere bisogno. Allora lì ci sono dei linguaggi tecnici internazionali che si vengono posti in essere in questo caso, cioè la yes, questo vuol dire che sì, siamo noi che abbiamo bisogno, oppure il no, non siamo noi, oppure semplicemente non fare niente, perché va detto, e questo succede spesso, che tante volte ci capita di intervenire in posti dove c'è tantissima gente, sui sentieri, e tutti salutano, e allora capirete bene che non si riesce a capire se questo è un richiamo di aiuto o se è un saluto che purtroppo per noi non è che ci faccia granché, diciamo, di cui c'è istanza, ci svia la maggior parte delle volte. Altre cose io non le dico anche perché preferirei che la serata andasse avanti su GeoRescue, che è una cosa molto più, non dico interessante, però insomma siamo mirati su questo, quindi vi lascerei andare avanti, non so chi tocca adesso, è arrivato anche delle Allora sì, adesso volevo presentarvi quello che ci pagherà la birra per il suo Riccardo, è il delegato alpino della nostra regione, quindi è diciamo, responsabile, il coordinatore di tutta l'attività tecnica del soccorso alpino. C'è un suo collega, che è Roberto Antonini, che si occupa della parte Speleo. Buonasera a tutti. Scusate per il ritardo, ma vengo da molto lontano. Ti pagherai. Due parole, sempre legate all'aspetto sanitario. Vi ho parlato di questo progetto che per primi dall'anno scorso abbiamo posto in essere, che è quello dell'operatore tecnico sanitario. Andrea è uno dei 22-23 che stanno facendo tutta la formazione tecnica per entrare nel soccorso alpino e portare le loro professionalità all'interno. Vi dirà qualcosa di più su questo progetto, in generale sul professionismo all'interno del soccorso alpino, Gabriele Simeoni, che è prima di tutto un operatore del soccorso alpino da diversi anni, è un cinofilo, metà cinofilo del soccorso alpino, magari dice qualcosa anche sulla cinofilia, ed è medico, nella sua vita, tutti i giorni fa il medico, quindi come hobby fa il medico, dice sempre che hobby fa il medico. Buonasera a tutti, e allora sì, sarò già presentato, io sono Gabriele e appunto faccio il medico. All'interno del soccorso alpino, giustamente Sergio ha detto che ognuno porta un po' del suo professionismo, questa è la forza, no? È un'associazione di volontari e ogni volontario, chiaramente non facendolo per lavoro, nella vita di tutti i giorni fa qualcos'altro. C'è chi come noi fa il medico, e quindi questo porta una forza straordinaria al soccorso alpino, che, come si diceva prima, è organizzato in base nazionale. E questo perché ve lo dico? Perché permette di dare un'uniformità nella formazione di tutti i volontari a livello proprio nazionale, ed è un'uniformità da un lato tecnica, che chiaramente è la cosa che ci interessa di più, perché noi siamo operatori tecnici prima di tutto, ma dall'altro lato è anche sanitaria, e questa è una peculiarità del soccorso. Sono sì è un corpo formato da soccorritori laici, ma soccorritori laici formati anche dal punto di vista sanitario. A questi si aggiungono delle figure tecniche sanitarie, quindi medici e infermieri, che intervengono in tutti quei casi in cui l'elicottero non può volare, perché l'elicottero è bellissimo, arriva subito sul posto, è veloce, però in regione ce n'è uno, quindi se c'è un incidente in A4 magari sul Coglianza l'elicottero non arriva, e non vola con la nebbia e non vola con la notte, non vola se c'è troppo vento. Ci possono essere delle condizioni quindi in cui il soccorso sanitario, il medico, non può arrivare sull'infortunato. Basti pensare alle valanghe. Un esempio è stato quello di quest'inverno, purtroppo, in cui l'elicottero non è potuto decollare perché c'era troppa nebbia, e solo grazie ai piloti della protezione civile che lavorano con noi da molti anni e conoscono alla perfezione le aree di volo, sono riusciti a portare con una rotazione tutto il personale sul ferito. E quindi quello che mi piacerebbe che vi passasse è quest'idea di un corpo specializzato sì tecnicamente, ma con un'idea anche sanitaria molto legata e molto diffusa per tutti i sanitari, oltre chiaramente ad avere le figure sanitarie che sono tutti i medici e gli infermieri che arrivano in qualsiasi circostanza sull'infortunato. Per quanto riguarda la cinofilia, direi che abbiamo altre cariche che possono fare un'introduzione ben migliore della mia, che sono neocinofilo. Sei quello che ha studiato
Di più per ultimo. No, abbiamo anche un istruttore nazionale in estrazione che però parlerà a lungo più tardi su Georescue, quindi sta zitto adesso, che è Simone Martucci, e poi c'è Lorenzo Del Negro, che è un altro cinofilo. In regione siete 12, abbiamo 12 unità cinofilo operative, alcune delle quali tutte forse bivalenti, quindi valanga e ricerca superficie, e da un po' di tempo c'è questa specializzazione, l'abbiamo vista prima nell'elenco delle nostre specialità, dell'unità cinofila da macerie. Abbiamo un nostro istruttore nazionale, che è Daniele Mozzi, che viene chiamato, è stato chiamato diverse volte ormai negli ultimi anni nei terremoti che ci sono stati in questi anni in Centro Italia. E non so, magari dopo se volete aggiungere, magari se capita qualcosa, se siete interessati ne parliamo più tardi. Gabriele si è dimenticato una cosa che mi ha insegnato lui, che mi ha fatto notare lui: il logo del soccorso alpino, sotto l'aquila del CAI c'è la croce, okay? Giusto? Questo è uno dei motivi, cioè una delle cose che identifica ancora di più la componente sanitaria all'interno del soccorso alpino. Vabbè, su questo andiamo via veloci, poi vedremo, vi faremo vedere un altro video molto bello, molto carino, di un intervento tecnico in parete. Questa è una breve carrellata di cose che abbiamo ampiamente visto nel video. C'è un'altra specialità che da alcuni anni sta diventando fondamentale nella nostra regione, perché in generale in Italia, che è un terreno molto interessante da questo punto di vista, però in particolare in Friuli abbiamo tantissime forre, tantissimi canyon, e qui con noi stasera c'è l'ex responsabile della squadra regionale, attualmente delegato alpino, quindi non parlerà più lui di forre, ma c'è anche Christian Vogric, che è un nostro tecnico di stazione che fa parte di una squadra forre che è specializzata appunto in interventi di questo tipo, che sono abbastanza vicini e simili a quelli Speleo, perché l'ambiente è un po' una via di mezzo. Se vuoi dire magari qualcosa tu su cosa c'è qui in regione e cosa facciamo. Lui tra l'altro è delle valli della Tisone. Buonasera a tutti, sono Christian Vogric e faccio parte della squadra regionale di soccorso in forra, alla quale, come ha detto Sergio, afferiscono volontari sia della delegazione alpina che di quella Speleo. Noi in regione siamo prevalentemente della delegazione alpina, che siamo forse anche un'eccezione rispetto al panorama nazionale. E ci occupiamo appunto di fare interventi in forra, che sono questi ambienti molto particolari, che richiedono appunto delle tecniche particolari, perché, come ha accennato Sergio, è vero che si avvicinano un po' all'ambiente ipogeo della grotta, però c'è la componente acqua, che rappresenta, diciamo, il rischio prevalente nell'attività che è quella del torrentismo, e che crea appunto delle complicazioni sia a chi pratica questa attività che è il torrentismo, in particolare a chi poi deve intervenire per fare un intervento di soccorso. Sono ambienti particolari, come dicevo, perché noi abbiamo un bellissimo esempio qui in regione, che è la forra del Vinadia. Dicevo, sono ambienti particolari perché i casi, diciamo, più eclatanti, come la forra del Vinadia, sono ambienti nei quali, una volta entrati, l'unico modo per uscire è arrivare in fondo. Difficilmente troviamo delle scappatoie, delle vie di fuga, per cui anche intervenire a livello di soccorso è piuttosto complicato, anche perché molto spesso non c'è la possibilità di intervenire dall'alto con gli elicotteri, per cui non sono interventi che si verificano molto spesso, ma quando tocca farli diventano un po' come il caso degli interventi in grotta, degli interventi anche molto lunghi e molto complicati. C'è, come dicevo, la componente acqua che crea la complicazione, diciamo, maggiore, perché anche un infortunio, diciamo, di lieve entità può trasformarsi in qualcosa di molto più grave, perché il rischio ipotermia in forra è uno dei rischi maggiori, per cui noi come squadra ovviamente dobbiamo operare con particolari attrezzature, con una barella che garantisca un certo isolamento anche per l'infortunato, e se si tratta proprio di intervenire senza l'ausilio di una squadra dall'esterno, di un elicottero, abbiamo appunto la necessità di dover portare l'infortunato dal punto in cui si è infortunato fino all'uscita dalla forra.
Io direi che può bastare, se poi ci sono magari delle domande. Vabbè, questo sì, ne aveva già accennato un po' prima. GeoRescue nasce da questo mondo, okay? Dal mondo della ricerca, persone, dal mondo della cartografia, che è sempre stato un valido strumento per gli operatori, i tecnici di ricerca di persone disperse. Qui non voglio parlare perché per me è finita la stagione, quindi per chi mi conosce sa che comunque sì, ci sono i cinofili che sono anche specializzati in interventi in valanga, e poi c'è tutta l'attività formativa ovviamente per il soccorso organizzato in valanga. Queste cose qui magari dopo le vedremo dopo, parlando anche di GeoRescue, insomma sono legate più alla cinofilia. Magari Sandro, se volevi aggiungere qualcosa così velocemente sugli interventi, sul tipo di interventi che facciamo. Vedete comunque che dall'83 eravamo intorno sopra i 50 interventi l'anno, siamo passati ai oltre 200 interventi in questa parte all'anno. 200 interventi con un totale di persone che supera le 200, arriviamo sui 250 fino a sfiorare 300 persone soccorse in un anno. Cosa si può dire sugli interventi? Gli interventi, allora, anche se sembra che l'elicottero si usi sempre, eccetera, eccetera, l'elicottero all'interno della nostra regione viene usato circa per il 10% degli interventi. Vuol dire che il 90% degli interventi noi lo facciamo vecchio stile, piedi, barella sulle spalle e via. Sulle casistiche degli interventi hai anche la slide successiva. Vedete che anche se sembra che noi su questo qui dobbiamo recuperare la persona in parente, le persone sul ghiacciaio piuttosto che la persona su una ferrata, l'escursionismo la fa da padrone. Oltre il 50%, siamo oltre il 60% quasi, gli interventi sono escursionisti. Su questi escursionisti qui, voi del CAI siete arrivati già detto no? No, una minima parte. Siete una minima parte. I soci CAI che noi andiamo a soccorrere sono circa sul 10%, forse anche un po' meno. Ciò vuol dire, dal punto di vista nostro, che tutte le scuole CAI fanno molti soldi. Vuol dire che chi va in montagna, che è socio CAI, ha un'esperienza data appunto dalle scuole, dalle gite sociali, eccetera, che vi fa evitare certi pericoli. Sì, si riallaccia un po' alla questione iniziale di questa serata quando si è parlato di montagna amica. Si è detto ma può essere, no, la domanda di molti, ma può essere che quest'anno ci sono stati più interventi perché la gente era meno preparata? Sembra proprio di sì, cioè effettivamente è così, è la scarsa preparazione che poi porta a una mancata percezione del proprio... La sottovalutazione del rischio, la sottovalutazione delle proprie capacità. E si vede che gente che invece la montagna la frequenta come è il socio CAI non genera pochissimi interventi, perché il 10% praticamente è un'unità di misura inferiore a tutto il resto. Vuol dire che il socio CAI comincia dall'inizio, viene preso per mano dalle persone più anziane del gruppo e vengono portate prima dei sentieri più facili, le gite sociali sono anche quello, a creare un po' una cultura di quello che è l'andare in montagna. Sul discorso delle cause, come vedete, la caduta è circa un quarto di tutte le attività e poi c'è tutto il resto che è più o meno abbastanza equilibrato, per gli orientamenti, scivolata, malore, ritardo e incapacità. Per quanto riguarda gli interventi, poi incapacità è il termine che a me non piace, nemmeno in perizia e in prudenza, però insomma ci sono anche dei parametri per cui si può anche stabilire questa incapacità, però non è una cosa che ovviamente spetta a noi. Queste motivazioni, questi dati, perché sono espressi così? Perché noi comunque alla fine di ogni intervento dobbiamo redigere un rapportino in cui ci sono determinate voci, quindi se viene valutato che la persona aveva determinate caratteristiche viene inserita nel calderone delle capacità. Cioè dico questo perché apre un po', magari lo vedremo dopo, sul discorso del pagamento, no, in caso di interventi di soccorso. Allora, se voi siete d'accordo, in modo da spezzare anche un po' la monotonia delle nostre voci,
Io mi fermerei qui adesso e vi farei vedere questo video di calata di intervento in parete, molto bello, fatto sulla torre Trieste nel gruppo della Civetta. E poi magari alla fine, dopo l'intervento di Simone su Gioreschi, che è un po' il cardine, no? Il fulcro di questa serata, trattiamo il discorso, magari Paolo, dov'è? Non lo vedo, Paolo? Alla fine vediamo tutta la parte relativa alle coperture assicurative, se vi interessa, se siete interessati, e a come sono organizzati i pagamenti, soprattutto sull'autoalpino italiano. Sappiate che da noi è tutto gratis, è tutto gratuito in regione, e che le uniche regioni in cui si paga sono le nostre gemelle, diciamo, dell'autoalpino. Il Friuli è l'unica regione in cui ad oggi non si paga. Però ripeto, se voi siete d'accordo, adesso vi farei vedere un video, e riprendiamo questi argomenti alla fine, così facciamo un po' di dibattito, di discussione, se siete d'accordo. Speravo di avere anche l'operatore. Ragazzi, allora è arrivata questa chiamata da una cordata in difficoltà. Andiamo in cima, preparate l'ancoraggio. Direi Mattia, Sergio e... Siamo radicati sulle nostre montagne perché ognuno nella sua zona conosce i sentieri che ha e quindi riesce a trovare le vie di fuga per portare via queste persone. Questa è la vera forza del soccorso alpino. Un intervento del genere richiede dalle 15 alle 20 persone distribuite sulla parete. Pareti che hanno una scenografia molto ampia, non è la parete liscia, il camino, il dietro ben definito, ma abbiamo delle pareti che possono confondere anche proprio nella scelta della linea di calata. Recuperare una persona in parete significa attrezzare per mettere in sicurezza prima di tutto noi, le nostre squadre, e poi fare l'intervento vero e proprio. Questo significa alle volte recuperare la persona oppure calare la persona e chi è con lui in quel momento. Ok, allora guarda che io Sono qui! ho in vista l'infortunato. Poi ho sbattuto la gamba dentro sul tetto. Allora adesso noi scendiamo giù dal tuo compagno, sì. Poi ti caliamo sulla cengia. Sì, quello che non c'è più corda. Ok, allora aggiuntiamo una corda, ok. Ti caliamo sulla cengia. Diego, arrivano! Ci muoviamo in un ambiente che è un ambiente severo, ci sono un sacco di pericoli oggettivi, quindi sassi, corde che si possono incastrare, che movimentano materiale in parete, quindi tutto questo complica ovviamente il nostro lavoro. Tutto bene?
qui a Sergio, allora potete arrivare anche voi con la barella. Il ferito è stato calato sulla cengia sottostante, condizionato con i presidi sanitari e calato fino a terra con una tecnica che è tipica dell'ambiente dolomitico, che è appunto quella che viene detta M cortinese. È una manovra che si può eseguire senza utilizzo di materiali particolari e in più consente lunghe calate anche con dei nodi, quindi con la giunzione delle corde. Ci muoviamo di notte, ci muoviamo magari con il brutto tempo, le ore si dilatano senza dubbio, perché dobbiamo prenderci delle sicurezze in quello che facciamo che implicano comunque una dilatazione dei tempi di manovra. Così non intermedio. Beh, tanto un bel bravi, Questo è uno dei, adesso non ricordo, ma insomma almeno una decina di video che potete trovare anche nel canale ufficiale YouTube del CNSS nazionale. Ogni servizio regionale, noi purtroppo non ancora, ha realizzato un video per le varie specialità. Quindi i Veneti, i nostri colleghi del Veneto sono occupati della parte legata al recupero in parete, e poi ci sono tutte le altre specialità. Per cui se siete interessati, li trovate sul canale YouTube. Una cosa che mi è venuta in mente, insomma, che mi ha fatto giustamente notare Simone, prendendo spunto da quello che dice il collega Alex Baratin del Veneto, una delle forze del nostro sodalizio è il fatto che siamo radicati sul territorio, cioè noi ovviamente viviamo la montagna nella quale andiamo a operare, viviamo nella montagna e la viviamo, quindi conosciamo le zone e siamo distribuiti in maniera capillare e quindi anche per questo disponibili in tempi molto, molto brevi. Questo è uno dei segreti della nostra attività. Adesso entriamo nel vivo, insomma, della serata. Non so quanti di voi siano più interessati a questo rispetto al discorso delle assicurazioni, del pagamento. Come vi dicevo all'inizio, non è stato facile tarare queste serate perché ognuno in ogni serata aveva esigenze diverse. Simone, e con l'aiuto magari di Marco, che è un altro dei nostri ragazzi che insomma smanettano bene con le app, vi parlerà di questa app, di questo progetto, che è legato a un progetto più generale nazionale che ha visto svilupparsi tutta una serie di procedure, di tecniche per la geolocalizzazione e per la gestione degli interventi ricerca persone. Concedetemi un ultimo gesto, un'ultima parola di autocelebrazione, perché in Friuli siamo stati i primi negli anni '80 a mettere a punto le tecniche, le procedure per la ricerca di persone disperse, e da qui sono nati i primi progetti proprio di organici, di strutturazione, di organizzazione della ricerca persone. Da questi progetti, da queste competenze, da queste professionalità, perché anche in questo campo ci sono persone che nella vita si occupano di cartografia, di topografia, di utilizzo del GPS per scopi professionali, sono nate tutta una serie di iniziative e di attività. Una di queste è GeoRescue, e lascio la parola a Simone e Marco se vuole dire due parole. Buonasera. Sì, come dice Sergio, la storia di GeoRescue un po' parte dagli interventi di ricerca, no? E da chi come me ha preso tanta acqua col cane in giro di notte cercando il punto, ha detto
possiamo accorciarlo apposta. E come ha detto Sergio è un sistema di geolocalizzazione. Geolocalizzare che cosa vuol dire? Vuol dire riuscire ad avere la posizione della persona che si è persa, magari è più persa, sappiamo dov'è, no? Chiaramente questa non è la panacea di tutti i mali, come ha detto Sergio prima, non è come non lo è l'ARVA, come non lo è la sonda, non lo è la PAA. Secondo noi la sicurezza è un enorme puzzle fatto di tanti tassellini, i più grossi e i più importanti sono il nostro allenamento e la nostra preparazione, e poi ci sono altri tasselli più piccoli. Più tasselli mettiamo nel nostro puzzle e più vicini siamo a una sicurezza totale. Più tasselli perdiamo per strada e più siamo a rischio. Okay. Il rischio è solo un altro di questi piccoli tassellini nel nostro puzzle sicurezza. Che cos'è? Non è solo un'app, è un sistema che si basa sul nostro telefonino dove scaricheremo un programma, appunto è stato reso disponibile gratuitamente a tutti i soci CAI, quindi tutti voi potete scaricarlo utilizzando il vostro codice fiscale come riconoscimento e dovete avere un'email perché è tramite la vostra casella postale scusate, che poi vi mandano le password e i codici di attivazione. Il programma verrà installato sul vostro telefono e associato al vostro numero di telefono, okay? Quindi se cambiate telefono dovete riattivare il programma sul nuovo, più che cambiate telefono se cambiate SIM perché è associato alla scheda, dovete riattivarlo sulla nuova scheda. Questa app però non vive da sola sul telefono, ha bisogno di, un sistema GPS, un sistema satellitare, in realtà non nostro ma degli americani, ma ce lo lasciano usare, che permette al telefono di autolocalizzarsi, cioè è il telefono che riceve il segnale dei satelliti e calcola la propria posizione sulla Terra. Chiaramente condizione principe è ricevere i satelliti, e qui, così giusto per vostra informazione, non sono importanti quelli sopra la testa ma quelli vicino all'orizzonte, quindi non è importante, qui dentro il GPS potrebbe prendere attraverso le finestre, vicino alla voice molti GPS vanno in crisi perché sei dentro fra due pareti di roccia e l'orizzonte non lo vedi. Solo così per ricordarvi che per il GPS non è importante la visibilità in verticale ma la visibilità orizzontale verso l'orizzonte. E soprattutto, altra componente del sistema, sono dei server, dei computer, con cui il telefono dialogherà continuamente inviando una serie di dati. Vado veloce sulla app, poi, come ha detto Sergio, facciamo una carrellata e poi in base alle vostre domande, ai vostri quesiti, approfondiamo quello che interessa. Se no... Sì, questo non vuole essere un corso di informatica, no? Di informazione sulla... ma uno stimolo insomma eventualmente a porci i vostri quesiti. Esatto. L'app è stata appositamente fatta più semplice possibile, con meno comandi possibili, in maniera di essere accessibile a un maggior numero di utenti. Vedete che i comandi sono quelli in alto e in sostanza sono 3. Più banale è posizione, io lo schiaccio, lui mi dice dove sono, me lo dice con le mie coordinate geografiche, okay? Queste lui le calcola ricevendo, lui il telefonino le calcola ricevendo il segnale del GPS. Chiaramente io la mia posizione posso averla così come testo o posso vederla come un puntino sopra la mappa che non è residente nel telefonino, perché la app è pensata per chiunque che si sposta ovunque e allora non possiamo avere tutto il pianeta qua dentro. Quindi le mappe sono disponibili solo se il telefono ha in quel momento connessione internet e traffico, perché le scarica, un po' come fa con Google Maps, se voi usate Google Maps. Altro comando che c'è è il tracciami. Il tracciami a cosa serve? È per voi. Potete registrare la vostra traccia. Se io accendo il tracciami prima di partire per la mia escursione, lui la registra chiaramente inviandola come abbiamo detto sul server, e dopo voi potete gestirla. Gestirla vuol dire che quando poi siete a casa
e vediamo nelle slide successive, e accedete a GeoRescue non più dal telefonino ma dal computer di casa, potete vedere tutti i vostri percorsi memorizzati, potete decidere di tirarli fuori di lì perché volete metterli su un altro dispositivo, salvandoli su file e passandoli a un altro GPS, potete buttarli via perché non vi interessa tenerli, non volete far vedere alla moglie dove siete andati, non c'è nessun problema, sono vostri. E chiaramente il pulsante più importante, che è il pulsante allarme. Quando schiacciamo questo pulsante, che cosa fa il telefono? Invia un segnale di allarme a una centrale operativa in cui risponde un tecnico del soccorso alpino. Quindi qua quello che differenzia, una delle differenze tra questa app e molte altre in realtà che ci sono in commercio, se voi andate su Google Play per chi ha Android o su Apple Store per chi ha l'iPhone o quant'altro, vedrete che ci sono molte altre app che forniscono un servizio simile, no? Sulla sicurezza, per dell'allarme eccetera, ma chi risponde? Una centrale operativa, ma dove? Talvolta neanche in Italia, no? Ecco, qua invece rispondiamo noi. In questo momento risponde un nostro collega che è nella centrale 118 di Torino, solo per il semplice motivo che lì andava bene come infrastruttura, loro sono sempre presenti lì, uno di noi 24 ore su 24, e prende in carico lui la chiamata. Poi chiaramente la smista territorialmente a chi di competenza. Mandato un allarme da Selanevea, è chiaro che la chiamata ricevuta a Torino e lui attiva subito la stazione di Cave del Predile, poi scatta via. Non GeoRescue. Dopo, insomma, questa è cosa succede ad oggi. Perché vi dico ad oggi? Perché in realtà, dovendo noi garantire una reperibilità, ci gestiamo noi chi risponde. Giustamente diceva Sergio, fino all'altro giorno rispondeva la Sardegna, certo l'estate scorsa rispondeva Pieve di Cadore, dipende un attimo come ci gestiamo la reperibilità, comunque è sempre uno dei soccorsi alpini. Chiaramente ci sarà un iniziale tasto di allarme e una successiva conferma, questo serve per fare in modo che se gioco per sbaglio nella tasca non mi parta un allarme così. Queste diapositive qui in realtà non sono dell'ultimissima versione, l'ultimissima versione se qualcuno no, spero che nessuno di voi abbia visto l'allarme, se no vuol dire che era meglio. Nell'ultimissima versione in realtà una volta iniziato l'allarme, lui rimane sempre in sovraimpressione con una schermata di questo tipo, dove c'è sempre un tasto per poterlo annullare se serve, perché può partire per sbaglio, okay? E nella parte bassa si attiva una chat, una specie di WhatsApp. Okay? WhatsApp tra voi e il tecnico di centrale che ha preso la chiamata, con la quale vi potete comunicare. Perché? Chiaramente il telefonino deve comunicare con la centrale operativa. Come lo fa? Attraverso la rete telefonica, non c'è altro modo. Ancora meglio, attraverso una connessione internet della rete telefonica. Quindi se non abbiamo un piano dati, non riesco neanche ad attivarlo, GeoRescue. Se ho esaurito i miei 2 giga di questo mese, GeoRescue purtroppo non è in grado di dialogare. Ma abbiamo fatto questa chat basata sul testo perché sapete meglio di me che il telefonino purtroppo in montagna non prende dappertutto e questo diventa un limite del sistema, anche se non importa, ci aiuta comunque, dopo vediamo. Ma noi siamo abituati a definire la copertura del telefonino in base alla nostra capacità di fare una telefonata sul telefono. Bene, per fare la telefonata il telefono ha bisogno di tanto segnale di rete, perché se non è sufficientemente stabile noi non riusciamo a prendere la linea. Invece il traffico dati, come gli SMS o anche il traffico internet, hanno bisogno, si dice così, di una banda più piccola, hanno bisogno di un segnale molto più debole. Gli basta, gli è sufficiente un segnale molto più debole. Quindi molte volte noi non siamo in grado di fare una telefonata, ma internet funziona e ce la fa. Ecco perché abbiamo messo questa specie di chat, perché magari l'operatore tenterà sempre di chiamarci al telefono, ma se vede che non riusciamo a prendere, proverà via testo, perché può essere che via testo prendiamo. E noi qui nella stazione di Udine abbiamo tutta la zona del Gran Monte, dove ci sono, leggerete sui giornali, tantissimi incidenti per parapendio che cascano lì perché c'è una condizione di aria, di vento particolare e là dentro il telefono non prende.
ma noi siamo riusciti a fare tanti interventi via SMS con quello che era accaduto. Non riuscivi a telefonarli, ma riuscivamo a parlarci via SMS. Okay. Quindi solo per dirvi che la copertura in realtà è di più di quella che noi pensiamo. Non è infinita, comunque ci sono tanti punti. Ecco, impostazioni. Chiaramente anche qua c'è l'ultimo tastino, quello più piccolo, sono le impostazioni. Cosa si può impostare? Diciamo di importante la frequenza di trasmissione, questo riguarda il tracciami, quando io memorizzo il mio percorso perché poi lo voglio riguardare a casa dal computer. Perché abbiamo messo quella cosa lì? Perché più io voglio la traccia precisa, più è necessario inviare dati al server, però consumo batteria. Ok? È chiaro che se però sto facendo un giro in bici, quindi la mia velocità è piuttosto elevata, magari in discesa, in downhill, ho bisogno di trasmettere tanti dati perché la mia posizione cambia di molto. Se invece sto camminando a piedi posso rallentare questa cosa e risparmiare batteria perché tanto io mi sposto di poco. Poi c'è un'altra funzione, la più importante di tutte, che è questo seguimi. Per il discorso privacy abbiamo dovuto mettere il pulsante in cui voi potete decidere di non essere seguiti. Se lo decidete avete installato GeoRescue per niente. Questa opzione qui è quella che fa sì che il telefono, comunque, che sia attivo il tracciami o meno, lui manderà ogni tanto la vostra posizione al server. Ed è quella posizione lì che noi andiamo a guardare in caso di allarme. Il programma è un po' intelligente, in base a quanto voi vi spostate ottimizza da solo la velocità di trasmissione in maniera di ridurre il consumo batteria veramente al minimo. Manda pochi dati, anche perché per noi in caso di intervento non ci serve precisione elevata. Se noi abbiamo un punto buono nel raggio di 100 metri, siamo già... Cioè, normalmente quando riceviamo una chiamata di ricerca è mio marito non è tornato. Dove è andato? Non so, è partito in macchina. Se invece il telefono mi dice che siete vicini alla chiesa del Quarnan, siamo a posto. Ok? Quindi questo ci permette di risparmiare batteria. Vi dicevo, e questo, scusate un attimo, e questo è tutto. Sul telefonino non trovate altro, perché l'app vuole essere volutamente semplice, dedicata solo al discorso allarme, dedicata a usarla anche per voi, per registrare le vostre gite. Tanti alpinisti, soprattutto chi va magari nel rosa, su ghiacciaio, che lo usano, perché se hanno una traccia che un collega ha passato prima, la mettono lì e la seguono. Nel caso di nebbia è difficile venire fuori da un ghiacciaio se non si sa dove sono i seracchi, no? Quindi questo è il motivo di aver lasciato comunque il tracciami e a totale gestione dell'operatore. Dopodiché io torno a casa, ho il computer, anche dal computer posso accedere al mio GeoRescue, sempre con la stessa password che mi hanno dato per il telefonino, e userò come riconoscimento il mio numero di telefono con la mia email, questo vi dicevo che è associato alla SIM, e da qui, oltre ad avere le istruzioni, quindi se avete dubbi, una volta entrati c'è tutto il manuale, trovate tutte le istruzioni dei pochi pulsanti che ci sono. C'è un menu pagamenti perché anche chi non è del CAI può avere GeoRescue, semplicemente in questo caso non è a gratis, ma si chiedono cosa sono 20 euro l'anno, 15 euro l'anno, qualcosa del genere. È perché a sostenere la centrale operativa, a sostenere i server c'è un costo. Per i soci CAI lo fa il CAI, lo copre il CAI, per chi non è del CAI chiediamo un piccolo contributo perché comunque il sistema ha un continuo manutenzione. Pensate che se esce un telefonino nuovo ogni giorno e dobbiamo testarli per vedere se l'app va, c'è quel povero programmatore che ha un armadio pieno di telefoni, date prova. C'è una pagina abbastanza interessante dove voi potete inserire i vostri dati personali. Vi giuro che non li diamo a corona. Possono essere importanti perché oltre ai vostri dati anagrafici ci sono 2 o 3 campi veramente interessanti che sono chi chiamare in caso di emergenza, cioè voi date l'allarme, ok, chi volete che avviso? La moglie, non la moglie, siete sposati, non siete sposati, li potete mettere per capito, ma soprattutto ci sono informazioni sanitarie di rilievo.
uno può scrivere sono allergico alla penicillina, sono allergico all'aspirina, ho problemi di asma o quant'altro. Aiuta tantissimo perché, come diceva Raffaello anche parlando del soccorso, noi a un certo punto dobbiamo partire, molto banalmente abbiamo il furgone, dobbiamo metterci su qualcosa, ma il furgone ha uno spazio finito, non possiamo metterci su tutto il magazzino, quindi come partiamo? Anche quali colleghi attivo, avete sentito, sono diverse specialità, attivo la squadra forne, attivo i cinofili, attivo il tecnico, dipende dalle informazioni che ricevo. Quindi più informazioni ho sulla chiamata, meglio esco con le persone più corrette, con il team più corretto e con gli equipaggiamenti più corretti. Quindi queste poche informazioni possono aiutare in questo, a essere più precisi già dalla prima uscita. E qui vedete dopo c'è la parte tracce dove voi entrate dentro e potete gestire le vostre tracce. C'è l'archivio dove sulla mappa le vedete tutte, poi zoomate e le vedete per benino, le cancellate o non le cancellate. Volendo c'è anche questa opzione che uno può attivare, cioè che da casa vedono come ti muovi. Quindi ognuno sa di sé. Un archivio foto, perché il bello è questo, se voi scattate foto col telefonino quando Georeschi è attivo, le foto vengono georiferite. Quindi questa foto qui non è solo l'immagine, ma è anche le coordinate del punto dove l'avete scattata. Talvolta è interessante per noi così, per fare un archivio che abbia non solo un'immagine, ma anche un'immagine sulla mappa. E qui ero quando ho scattato quella foto. E anche queste sono informazioni che un paio di volte hanno aiutato noi, perché l'utente era partito per la sua gita, questo è successo, purtroppo non è andato a finire bene lo stesso, però è successo qua sul San Simeone, era un utente Georeschi, una persona che non è rientrata, ma siccome quella lì era una gita facile dove andava ogni sabato, no? Quelle montagnette come per me che abito da Tegna, andare in Fae, quelle cose che fai un mattino prima di andare al lavoro, è partito con Georeschi installato senza accenderlo, quindi senza avere il seguimi attivato, e noi non avevamo nessun punto. Però nelle sue foto c'erano diverse foto del San Simeone geolocalizzate, perché abbiamo un po' capito quali erano i suoi percorsi di preferenza, quali erano i 2 o 3 sentieri che faceva più spesso, ed è così che l'abbiamo trovato. Poi purtroppo lui non era rientrato perché era caduto. Se si era solo slogato la caviglia si combinavano. Questo è quello che vede la centrale operativa, così giusto per farvi un'idea. Appena voi premete il pulsante allarme, in centrale operativa si accende questa cosa qui, con ovviamente il vostro puntino, il dove siete, e le vostre informazioni, quelle che avete messo in quella pagina di informazioni via computer. La foto? Sì, cioè, sarebbe importante. Se mettete la foto, anche quella è una delle poche informazioni importanti, perché sapere che faccia ha la persona che dobbiamo soccorrere aiuta ad identificarla. Ok. Un paio di esempi reali che servono anche a far capire che sì, il sistema ha 2 punti deboli: la copertura della rete telefonica e la durata della batteria del telefono. Okay. Allora, parliamo del primo problema, che è la limitazione della rete telefonica. Sì, è vero, se in quel momento in cui io devo lanciare l'allarme non ho quel minimo di segnale internet, io premo il pulsante, ma dall'altra parte non arriva niente. Questo in certi posti può succedere. Tuttavia abbiamo detto che il sistema tenta di dialogare appena può con il server, cioè quel discorso del seguimi che vi ho detto, lui quando decide che deve inviare il punto, se non ce la fa, il punto non va perso, rimane nel telefono. E il telefono, appena si accorge che torna un po' di segnale, manda via, non solo lui, ma tutti quelli che non è riuscito a mandare via senza copertura. No? Quindi, girando in montagna, capita che il segnale in realtà non è che sparisce per tutto il giorno, ma magari va e viene un attimo, no? In quel va e viene lui un mazzetto di punti ce lo manda sempre. Questo è un esempio di quel tipo lì. Avete capito che siamo sul Gran Sasso, è successo 3 o 4 anni fa, adesso 3 anni fa. Il sistema quella volta era ancora in fase di test, non era ancora divulgato a tutto il CAI, era ancora a pagamento per pochi
tanto per capire, quella volta lì c'erano circa 1 migliaio di utenti, ad oggi ci sono 27.000 account attivi, quindi la cosa ha cominciato a prendere una diffusione interessante e ci fa contenti, insomma, perché così serve, se no, se non ce l'ha nessuno non serve. Era uno scialpinista partito dal Rifugio, duca degli Abruzzi, qualche anno parte. Lui aveva lasciato detto a casa che arrivava all'ora X, non aveva detto il suo itinerario, aveva solo detto io vado a fare la gita oggi, torno. Chiaramente mancato rientro, non è rientrato, la famiglia ha dato l'allarme, essendo utente GeoRescue siamo andati sul server, siamo andati a cercare tutti i punti che il suo telefonino era riuscito a trasmettere e abbiamo trovato in pratica la traccia rossa, che vedete si interrompe qui. Sulla base di ciò, quelli del luogo cosa hanno deciso di fare? Partiamo da qua, che ci arriviamo con i mezzi. Ah, dimenticavo, questo è successo il mese di gennaio, quindi qua era tutto innevato e lui era con gli sci alpinisti. Sono partiti da qui, perché qui ci arrivavano comunque con la macchina, bisognava trovare la strada aperta, e poi sono andati incontro in sostanza. E vicino a dove si interrompeva la traccia, qualche centinaio di metri più, qualche centinaio di metri meno, hanno trovato il piccolo seracchino e lui era dentro, vivo. L'hanno salvato e portato fuori. Quindi non è riuscito a dare l'allarme, ma la traccia GeoRescue è stata fondamentale comunque per ritrovare. Qui un altro caso simile, caduta ai Carpacci in Svizzera, l'allarme è stato dato da un compagno che era fuori, ok? Tutti e due italiani, con telefono italiano, ma come vedete ha funzionato anche in Svizzera. Perché? Perché avevano contratto internet che gli dava disponibilità. Ormai tutte le prepagate lo fanno, no? Di solito se tu varchi il confine, se tu non lo usi non ti fatturano niente, se usi internet 3 euro al giorno ti portano via, però un minimo di copertura, esatto. E entro quest'estate, no? Mi pare entro luglio, in base alla decisione della Commissione europea, anche questa extra tariffa dovrebbe sparire, cioè i nostri telefoni, internet compreso, dovrebbero funzionare in tutta la comunità europea senza extra costi. In teoria da quest'estate, che io sapessi, comunque era una cosa già approvata a Bruxelles. Altro allarme, Svizzera caduta, anche lì vedete, chiaramente lui essendo caduto in verticale, l'allarme era lassù, però basta spostarsi di pochi metri e sei tanto più in basso, okay? Perché c'era terreno molto scosceso. Tuttavia è stato importantissimo per riuscire a localizzarlo. Anche qua era in territorio svizzero, quindi utente italiano che ha dato l'allarme dall'estero. Un po' di pubblicità progresso che non fa mai male, visto che siamo in area di denuncia dei redditi, da quest'anno anche noi possiamo ricevere 5 per 1000, quindi se non sapete dove mettere la crocetta vi diamo un piccolo suggerimento. Ecco, un'altra cosa volevo dire, quindi al discorso copertura della rete non riusciamo a metterci una pezza, è quella che è, ma è molto di più di quella che pensiamo, ricordatevelo, e comunque anche se non ricevo l'allarme almeno ho una certa registrazione che ci aiuta ad impostare l'intervento. L'altro problema dei telefoni rimane la batteria e lì si può risolvere con 10 euro, perché vendono batterie esterne più piccole di questo telecomando che costano veramente 10 euro e che ti danno un'altra carica di telefonino. Quindi a parte che i telefoni più o meno tutti, se io parto la mattina carico mi dura una giornata. Dopo dipende da quanto anziano è, magari qualche telefono ha un po' di anni, la batteria comincia a andarsene e non è più così, qualcuno arriva a mezzogiorno e deve già ricaricare. Quindi è importante o attrezzarsi con queste batterie esterne, che poi va sempre ricaricate, perché anche è inutile averla e non la carico mai, quella che solo la mattina e scarica con il telefono. Io le ho trovate su internet sempre a 10 euro, cinesissime, che però funzionano anche con pile stilo. Qual è il vantaggio? Mi ricordo in macchina che non ho caricato la mia batteria esterna, però magari passando per un paese trovo un tabacchino e compro 4 pile stilo, che ormai ce li hanno in tutti i negozi. Lo scordato. Ah, e temperatura. Odiano il freddo più di noi. Purtroppo le batterie a litio dei telefoni temono tanto il freddo e si scaricano velocemente con il freddo. Quindi un'altra accortezza, se questo deve aiutarci, è non fargli prendere freddo. Quindi
Dipende da che escursione facciamo. Se facciamo d'estate sopra la patella dello zaino ci sta benissimo perché lì vede bene anche il GPS. Se però siamo d'inverno, lì non possiamo lasciarlo perché se vado in prevalla a meno 20 la batteria si scarica velocemente, dobbiamo tenerlo per forza addosso in maniera che il nostro corpo lo mantenga un po' caldo. Anche nel caso vi succeda qualcosa, se riuscite, mettetelo il più internamente possibile, a contatto con voi, lui si scalda e la batteria dura quel po' di più. Basta, no? Confermo, ha detto tutto. Lui era Marco e un altro nostro volontario che fai un applauso. Dicevo Marco, un neopatentato soccorritore al pari di Michele, che è stato di corso quest'anno, 19 anni, forte optimista, operativo da una settimana. Loro sono gli altri uomini georeschi esperti. Vediamo, avete domande, dubbi? Quando la persona a casa può vedere il percorso che sta facendo quello in montagna, lo vede solo sul computer, perché il problema nostro è che ci sono ragazzi giovani che magari un genitore potrebbe avere interesse ad avere questa informazione. Lo vede sul computer, sul telefono, dove? Allora, bisogna accedere a internet con un browser, quindi dal computer, ma lo posso fare anche dal tablet o lo posso fare anche dal telefonino, però dal telefonino non attraverso la app GeoRescue, ma andrò sul mio browser internet, non so che telefono avete, chi ha l'iPhone avrà Safari, chi ha il cinese come me ha Google Chrome o quant'altro, ok? E qui questa schermata qui è come essere sul computer di casa, salvo che è tutto piccolo piccolo, diventa un po' difficile da leggere, insomma. Ma lì cosa si deve aprire? Quando entra su Safari? Quando entro su Safari, qua su in alto dove digito il sito che voglio vedere, www.georescue.it e arrivo alla schermata che abbiamo visto prima. Arrivo a qua, aspetti che la vedo fuori. Arrivo in questa schermata. Ok, da lì vi accedo da qui, www.georescue.it. Qualunque sia il browser, quindi può essere il computer di casa, può essere un tablet, può essere anche il telefonino. La sfortuna è dopo riuscire a vedere schermate magari così, sullo schermo del telefonino è tutto molto stretto, insomma, no? Bisogna inserire il numero di telefono e la password della persona che sta seguendo. Devi conoscere il numero di telefono e il password della persona che vuoi seguire, quindi nel caso dei ragazzi, come diceva adesso, il genitore deve avere il telefono, spero che ce l'abbia, ma soprattutto la password del figlio, però se è minore dovrebbe aver firmato lui l'iscrizione al posto del figlio, quindi dovrebbe saperla. Io con mia figlia quelle password non vanno sulla sua casella mail, ma vanno sulla mia e poi io le faccio usare. Qualunque operatore? Se io ho tre, sì. prendo solo team, funziona ugualmente? No, questo dipende dal piano tariffario, nel senso che quello che serve al sistema è connettività internet, traffico dati in internet. Quindi tipicamente se io ho Vodafone devo avere copertura Vodafone per avere internet. Quello che funziona con tutti gli operatori sono i numeri di emergenza, cioè se voi fate il 112, se c'è una bava di segnale, indipendentemente da quale sia l'operatore, la chiamata passa. No, anche senza SIM, esatto. I 112 i numeri di emergenza anche senza SIM. Funzionano sempre, i telefoni sono programmati così. Un minimo di segnale devo avere più qualche gestore, se no neanche il 112. Però ci sono per esempio dei contratti business, nell'azienda dove lavoro io sono i telefonini aziendali, che hanno un contratto che anche internet va con tutti gli operatori, costa una follia, no? Però chi magari ce l'ha per lavoro può installarsi lì il GeoRescue, dipende un po' cosa fa, per questo dico dipende dal contratto, non è stabile.
I dati personali, non ho capito la procedura di inserimento dei dati Si entra sul sito, dal sito, non dall'app. Sì, non dall'app, no. L'app ha solo 3 comandi. Allarme, tracciami e posizione. E dopo c'è il piccolo menu di impostazione, basta. Le altre funzioni aggiuntive come i dati personali, l'app in linea eccetera sono tutti dal sito. E si inserisce username e password. Si inserisce il numero di telefono in cui mi sono registrato al servizio e la password che mi hanno dato in fase di registrazione. Se non ho ancora attivato GeoRescue, devo venire per prima cosa sul sito, no, lo faccio anche da là. Scarico l'app, lo installo, quando io faccio partire l'app che non ha nessuna registrazione, la prima cosa che mi chiede è di registrarmi. E lì vi fa le domande, codice fiscale eccetera, vi chiede un'email. Sì, ma io quello l'ho già fatto. Ok, quindi la password che le hanno dato. Sì, mi mancano i dati personali. Ecco, quindi lei può venire sul sito col suo numero di telefono e la password che le è stata data per email, accede qua dentro e dopo ci sono, una volta entrati ci si trova in una cosa del genere, ci sono i pulsanti qui sopra, sì, 4 opzioni. La password non è il numero della tessera del carico. No, viene inviata via email dopo durante la registrazione. E se uno ce l'ha dimenticato? C'è la recupera, viene rimandata alla stessa email che C'è la possibilità di scaricare le mappe per vederle prende sì e no qualcosa. non ci fosse, no? Neanche su ultime versioni, Ma perché in realtà lo scopo, come diceva Simone prima, non è quello di fare navigazione come si farebbe con altri sistemi ben più. Eccolo qua, questa è un'email che gli ha appena fatto l'iscrizione. Adesso mentre parlavamo, questa è l'email che gli è arrivata, dove in base al numero del codice fiscale, giusto? Ha riconosciuto che è iscritto e gli ha dato la password. Iscritto, esatto. Sì, uno dei problemi, io l'ho vissuto. È arrivata anche a me, ma c'è il numero della tessera. Vediamo se la una provvisione. Io ho un numero diverso, si vede che la genera. Perfetto. Io no, ho un numero diverso, si vede che genera così. No, io ho un'iscrizione vecchia, può essere che da quando hanno fatto col CAI abbiano fatto così per avere. Visita la password e io non avevo niente e ho pensato. Aveva l'email però. Sì, ma ho pensato, no, dopo mi chiede l'email. Prima ho pensato che siccome all'inizio chiede il codice fiscale, giusto? No, in realtà prima ti chiede. Sì, ma te lo manda sono registrato adesso. Da me, Ti sei registrato adesso? No, io ero già sì, ma registrata, però te lo manda chiede dentro pochi minuti. sì, ma visiti la password. Mi arriva un bisogna crearla ex novo. Cioè l'elemento determinante è il codice fiscale, perché è l'unico legame tra il tesseramento CAI e l'anagrafica. È stato lo scoglio principale per permettere questa iniziativa al CAI, perché il problema, era collegare i codici fiscali alle anagrafiche e so che hanno valutato per dei mesi tra le due segreterie per riuscire a creare questo programma di codici fiscali. Comunque non è come Maps che funziona anche su online. No, su Maps riesce a metterti le cartine anche offline. Correggere per quella tecnica, nel momento di dover dare un allarme, cos'è più rapido, chiamare 112 o premere allarme? Cioè, nel momento in cui sono nella cacca, quale delle due cose devo fare? Sono entrambe. Il temporale è però un po' complesso se non siamo in due. Cioè... Sì, allora, qui ti basta un dito. Su codice devi parlarci e devi anche fornirgli le informazioni a voce perché loro hanno bisogno di capire un po' di cose. Quindi potrebbe essere che con un dito schiacci l'allarme
Dopo dipende dalla gravità del problema. Se stai comunque, diciamo, relativamente bene, che puoi prenderti il lusso di continuare a telefonare, chiama pure anche il 112. Tanto poi le chiamate in entrambi i casi arrivano sempre allo stesso punto, perché anche il 112 per il discorso di conversione di struttura con il servizio pubblico che diceva prima Sergio, anche il 112 in caso di 112 sapete che Regione è partito come numero unico da un paio di mesi, e chi risponde è a Palmanova. Ecco, loro dirottano le chiamate chiaramente in funzione del tipo di gravità, del tipo di urgenza che viene descritta. È il tipo di intervento, quindi se chiami per un incendio, le girano i vigili del fuoco, se le chiami per un ladro ti passano la polizia, se dici mi sono fatto male passano 118. La prima cosa che fa, dopo aver capito che siete in montagna, è chiamare la stazione di competenza del soccorso, quindi la stessa che viene chiamata eventualmente da Torino, quindi se noi riceviamo 2 allarmi poco incorre, sono la stessa. Anche il 112 ha un servizio di localizzazione. La centrale 112 adesso, appena riceve una chiamata, la prima cosa che viene eseguita in automatico mentre l'operatore parla è localizzare il telefonino. Però in questo caso la localizzazione non è basata su GPS, ma è basata sul segnale della rete cellulare, per cui in città dove ci sono tanti ripentori è piuttosto preciso, lo rischiamo di finché via 6. In montagna, dove un'intera vallata è coperta da un ripetitore solo, è molto impreciso. Tante volte ci dicono è in Varvesia. L'ideale sarebbe dall'applicazione vedere le coordinate e mandare, cioè comunicate, così vengono comunicate al pilota e il pilota ti possa. Esatto. Esatto. Più o meno. Se si è in grado di intendere e volere, riesce a leggere le coordinate da solo, su Google Maps o quello che è. Una domanda di carattere generale. Voi siete tutti volontari, sì. Quindi svolgete attività lavorative diverse, ma più differenti. Ma per svolgere per quegli interventi così delicati e per svolgerli al meglio avete bisogno di addestramento e anche di preparazione fisica, allenamento. Sì. I vostri datori di lavoro vi concedono? È un bellissimo argomento, no, è verissimo. Questo sì, è un fine equilibrio. Infatti molte volte un buon soccorritore non è il più eccellente alpinista della regione, che magari la domenica vuole fare altro, ma è una persona che ha un livello tecnico comunque minimo di un certo livello per essere sicuri ovunque, e tanta disponibilità, compresa quella del datore di lavoro. Ci sono dei ragazzi che volevano entrare con noi e hanno dovuto rinunciare perché il loro lavoro non glielo consentiva. Questo sì, succede. Dipende un po' da... Sì, poi c'è, vi dicevo all'inizio, del quadro normativo molto complesso e ricco, no, di leggi. Ce n'è una del 92 che riconosce al volontario di soccorso alpino, che sia lavoratore dipendente piuttosto che autonomo, riconosce dei benefici di legge. Nel caso del lavoratore dipendente rimborsa il datore di lavoro dalla mancata presenza del lavoratore, cioè io, lavoratore dipendente della regione, percepisco comunque lo stipendio, sono assente 1, 2, 3, 4 giornate, il mio datore di lavoro, in questo caso la regione, viene rimborsata dallo Stato, l'azienda idem, okay? Alcune aziende addirittura, cioè queste amministrazioni pubbliche utilizzano questa attestazione ai sensi di questa legge come giustificazione all'assenza. Il lavoratore invece autonomo riceve un rimborso che è insomma, minimo 80 euro 90 giorni. Sì. Queste sono un po' le sì. Ma questo anche per l'addestramento e l'allenamento? Per gli interventi e per tutta l'attività addestrativa formativa di livello regionale e nazionale. Perché di addestramento se ne fa tanto. È molto di frequente, ci si trova a livello di stazione, quindi a livello locale, che può essere anche settimanalmente,
e quello lo fai nei weekend. Quindi lì il datore del lavoro da convincere è la famiglia, perché noi veniamo poco alle gite CAI per questo motivo, ma siamo anche poco a casa, ogni tanto la moglie non è così contenta. Invece magari eventi addestrativi più grossi o corsi, per esempio io che sono cinofilo, parte della nostra formazione è a carattere nazionale, quindi dobbiamo andare per 5 giorni in Val d'Aosta. È chiaro che ci sono anche giornate lavorative nel mezzo, per cui c'è la copertura da parte della legge, ma ci deve essere anche la tolleranza del datore di lavoro che deve sopportare il fatto che tutto il giorno non ci sei. Quindi sì, purtroppo non tutti sono nella condizione di farlo. Giusto per dire, nel 2016 abbiamo fatto circa 18.000 ore di addestramento a livello regionale come parte alpina, che normalmente al di là delle settimane di formazione sono o sabato o la domenica, a parte i cinofili che hanno altre priorità e altre esigenze. Avete una domanda. Io mi trovo sul sentiero, trovo una persona infortunata, se chiamo consigliere su, dopo dovrò comunicare dicendo che non sono io infortunato, ma che sono una terza persona. Sì. Allora, quando la centrale riceve la chiamata, la prima cosa che fa l'operatore è tentare di, ma non è smesso a noi per attivare la stazione, ma la prima cosa che fa è tentare di chiamare l'utente, la prima cosa che fa è tentare di telefonare. Perché tutti i sistemi tecnologici che vuoi, ma alla fine se ci parliamo è anche la cosa migliore. Io riesco a capire dalla voce quanta tensione c'è, quanto problema c'è, prima cosa. Seconda cosa, magari mi sincero che non sia partito il colpo anche, no? Perché è capitato una serata come questa, giochiamo, mi è successo che ho ricevuto una chiamata e mi hanno detto: guarda, mi fa l'operatore, ho chiamato te perché ho visto che abiti vicino al punto, mi ha detto, non sono sicuro che sia un intervento, mi dà le coordinate, era dietro a casa mia sotto la sede del municipio, no, sicuro non è. Era una serata tipo questa fra amici del CAI e è partito il colpo. Si è andati a verificare perché chiaramente tu la chiamata la chiudi, però discorso informazioni, essendo partita così la cosa, sono andato io a piedi solo a vedere cosa facevano dentro, non ho movimentato la macchina dei soccorsi. Sì, no, appunto, perché a volte si può trovare anche in una situazione del genere. Sì. Trovare qualcuno che si fa tornare, che non... Sì. Lo scopo della chat è anche questo, no? Quindi nel caso l'operatore non riesca a contattarli, però dopo prova via testo, perché magari non riusciamo a parlarci a voce, sì, però passa quindi, la chat. Quindi io ho chiamato per stare lì sul posto. Beh, sarebbe buona cosa, sì, anche perché non faccio male. Fategli fare un po' di istruzione. Torniamo anche al discorso che ha detto Andrea, parlando della visibilità dell'elicottero. Se io ho dato l'allarme per un altro che si è fatto male, io che sono in grado di muovermi riesco a rendermi visibile e a individuare, magari l'altro è caduto in un canale e dall'elicottero magari non lo vediamo. Quindi sì, è bene restare lì e aiutare a localizzare. Dopo una volta hanno fatto questo, siete liberi. Sì. Però almeno ti farsi individuare. Poi quando... Dov'è? È lì sotto, ok, grazie, dopo ci pensiamo. Sì, andiamo un attimo avanti, vi interessa l'aspetto coperture? Quanto dovrete pagare per il nostro intervento? Allora, questo è uno dei miei incubi personali di questi mesi, di queste settimane, che sia chiaro a tutti e per sempre che noi siamo gratis, okay? Il nostro intervento è gratuito e lo sarà sempre. Gli unici soldi che i nostri servizi incamerano sono finanziamenti per sostenere l'attività di formazione, addestramento, gestione, acquisto di materiali. Da quando è uscito il testo unico, il decreto 81, anche noi siamo soggetti alle normative sulla sicurezza, soprattutto quelle figure che sono considerate professionali specialistiche dalla legge. Una di queste è il tecnico di soccorso che ogni giorno turna in elisoccorso in ospedale.
Quindi potete immaginare che insomma, per 360 volontari, con tutto quel po' di roba che dobbiamo portarci dietro e tutto quello che noi dobbiamo studiare, fare, servono dei finanziamenti che sono finanziamenti pubblici, principalmente dalla sanità, dalla legge 34 che è la legge di riferimento anche per il CAI, per il finanziamento dell'attività del CAI, e una convenzione con la protezione civile che ci permette di, da quest'anno che ci proprio il 1000 speriamo, che ci permette di fare tutta l'attività con la protezione civile e con l'utilizzo anche dell'elicottero. Poi c'è anche una convenzione con la Promo Tour, con la società di gestione degli impianti, Promo Turismo, per l'evacuazione di impianti a fume, perché i gestori dei poli sciistici per legge sono tenuti ad avere una squadra, un piano di evacuazione degli impianti. Se ricordate a Cervinia, no? C'è stato un intervento molto spettacolare dei nostri colleghi della Val d'Aosta ed è una mansione, insomma, un tipo di attività che viene demandata al soccorso alpino. Per questo ci arriva qualcosa in tasca, 18.000 euro l'anno insomma, per fare questa attività. Però noi non prendiamo una lira, ok? La nostra attività resta e resterà sempre gratuita. Anche se in realtà nel 2008 l'allora giunta regionale aveva inserito una norma finanziaria, una finanziaria, una piccola norma che prevedeva il pagamento nel caso di utilizzo improprio dell'elicottero della protezione civile, quello colorato, non quello giallo dell'elisoccorso del 118, ma quello della protezione civile. Di fatto dal 2008 non è mai stata applicata, cioè non è mai stata riunita la commissione che prevedeva l'analisi e la discussione dei casi, no? Si doveva valutare l'utilizzo improprio, quindi imprudenza, perizia, capacità, per sostenere le spese di questo metodo elicottero. 10 anni quasi mai applicata. Perché? Perché oggettivamente è praticamente impossibile stabilire imprudenza, imperizia, incapacità. Okay? Detto ciò, abbiamo visto che non funziona più il puntatore, con le frecce. Anche quelle. Vabbè, adesso gestisce Simone la cosa. In Italia dove si paga? In che modo si paga? Sì, in tutte le regioni dell'Alpino tranne il Friuli. In che modo? Sulla base di che, giustamente? È un gran casino. Il panorama è molto variegato, fantasioso e folcloristico anche in alcuni casi. Se volete entriamo nel dettaglio, ma non è molto importante. Quello che è importante... Si trova su internet questa? Sì, sono cose che si trovano. Beh, scaricate Simone. Sì, hanno un concetto, adesso al di là delle cifre che magari c'è chi come il Trentino ha voluto mettere un ticket, chi ha voluto come la Val d'Aosta alzare un po' di più il tiro facendosi pagare un po' più soldi, ma in generale, e queste poi variano negli anni, queste sono aggiornate da adesso, ma già 3 anni fa erano diverse, per dire, perché magari dopo le giunte regionali fanno dei cambiamenti, vedono che una cosa non va bene così, la sistemano colà, però diciamo che in generale questi pagamenti che vengono fatti non sono mai fatturazione completa, questa viene fatta a fronte di stranieri perché non sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma noi cittadini italiani abbiamo comunque un obbligo da parte dello Stato a tutelare la nostra salute, quindi lo Stato in questo continua la sua opera. I cosiddetti LEA, i livelli essenziali di assistenza, giusto? Quello che ha voluto fare certe regioni io credo sia più un cercare di sensibilizzare a evitare come si dice, una frequentazione scorretta della montagna che poi porta a utilizzo di mezzi costosi come può essere l'elicottero, ma io ci aggiungerei più che costosi, pericolosi come l'elicottero. Avete fatto voi sui giornali, ogni tanto cadono. Quindi, e anche andando a piedi ogni tanto qualche nostro collega si è fatto male, insomma, no? Quindi
al di là di quelli che sono i costi, meno si fanno queste cose, comunque meglio è. Quindi c'è un po' macchia di leopardo dal punto di vista costi, però il concetto è sempre uguale per tutti. Se c'è effettivamente un ferito, quindi se c'è un'assistenza sanitaria necessaria, l'intervento è gratuito o con un ticket tipo prelievo del sangue, 50 euro. Se invece ho fatto alzare in volo l'elicottero, magari anche fingendo un'allerta sanitaria solo perché ero sfinito e non volevo venire giù, allora ti fatturo dei costi per farti capire che la prossima volta non devi comportarti così. C'è un però, che i nostri colleghi delle altre regioni, soprattutto i veneti, che hanno legiferato da poco su questo, cioè da molto, però da poco è stata rifatta la legge regionale, stanno avendo problemi di ricorsi e contenziosi, perché è difficile dimostrare certe cose, per esempio dotazione tecnica non adeguata, scelta di percorsi non adatti a livello di capacità o mancato rispetto ai divieti, cioè tutte queste cose che Voi avete spesso, o sono frequenti o sono rari i casi di chiamata cioè un intervento immotivato? Esiste? Sono percentuale non esiste, però non è tale da giustificare. Sì, le percentuali, infatti uno dei motivi per cui quella famosa commissione non è unita è che poi alla fine andando a guardare le cifre sono veramente spiccioli in ambito regionale, lascia mettere un sacco di cose per quelle cose lì un po' complicate. Tuttavia ci sono, dopo molti di questi si riescono a filtrare o a capire. Torniamo al discorso informazione, no? Se una centrale operativa 112 fa una raffica di domande, non so se, spero che, ma se avete sentito dire di qualcuno che conoscete o se vi è capitato in questo mese di chiamare il 112, avete visto che il servizio rispetto a una volta è un po' cambiato, perché adesso se voi chiamate 112 l'operatore inizialmente fa un sacco di domande per inquadrare bene cosa stia succedendo e soprattutto dove stia succedendo. Vogliono localizzarvi con la maggior precisione possibile. Poi vi passano a chi di dovere in funzione di cosa denunciate di avere. Questo è motivato da cosa? Dal riconoscere casi fraudolenti, che credetemi sono tantissimi. Noi ne riceviamo pochi anche perché sono tanti filtrati a palla 9, lì invece sono tantissimi i casi falsi. E anche ripetuti, le persone che reiterano la chiamata che poi vengono denunciate. Come si dice? Ma servono anche a inquadrare bene cosa è successo e a partire giusti con l'assetto giusto nel luogo giusto. Quindi in questa fase un po' delle chiamate, diciamo così, improprie si riescono a filtrare. Certo è che se mi chiama da vicino al cantone, mi denunciano un forte malore al petto, il braccio sinistro informicato, si parte in pompa magna perché la possibilità che sia un infarto è altissima, quindi dobbiamo andare su. E poi questo raccontato una frottola stava benissimo, si racconta solo sul posto e diventa anche un po' difficile dimostrare. No? Ci sono anche dei casi che vengono valutati come non sanitari, però lo possono diventare nel breve termine, perché se lasciamo una persona alle 3, alle 4 del pomeriggio in pieno inverno sullo Spinotti, come è successo quest'inverno, alla fine dell'autunno, col terreno ghiacciato, queste persone sono in difficoltà perché non sono in grado di muoversi, però da lì a poco potrebbero avere ipotermia, potrebbero cadere e ammazzarsi, quindi diciamo che è borderline, cioè il confine è veramente molto, cioè stabilire oggettivamente sanitario o non sanitario, capacità, incapacità, prudenza, non è facile, ed è per questo motivo che noi, chiamati nelle audizioni in Consiglio regionale, abbiamo fatto presente alla Giunta, perché queste sono tutte iniziative di Giunta regionale, cioè sono le regioni che stabiliscono questi criteri, non è il soccorso alpino, come hanno scritto i quotidiani, che fa pagare l'intervento, sono le regioni che decidono di fare cassa, decidono di fare educazione, a modo loro, discutibile o meno, e di sensibilizzare, no? Una frequentazione un po' più seria e consapevole, però il braccio operativo, che è il soccorso alpino, interviene comunque gratuitamente, cioè a noi non viene una lira in tasca di questi ticket, noi questo l'abbiamo fatto presente alla nostra
alla commissione che sta iniziando l'iter, insomma è stata approvata la commissione permanente, adesso andrà in Consiglio regionale in aula nei prossimi giorni. L'idea anche da noi in Friuli è di inserire una compartecipazione alle spese per determinati tipi di intervento, che sono quelli e solo quelli in cui interviene l'elicottero, che sia del 118 o della protezione civile. Nel caso in cui non ci sia una necessità di accertamento diagnostico, quindi tipo un intervento di tipo sanitario, è prevista una compartecipazione alle spese quando interviene l'elicottero. L'intervento via terra, quindi del soccorso alpino, resta gratuito. Sì, la motivazione del sensibilizzare sull'elicottero è comunque comprensibile e importante, perché adesso cosa sono 1100 interventi all'anno? 800 missioni. Tanto perché in Friuli ce n'è uno, per cui togliere l'elicottero a Udine per un intervento non necessario vuol dire scoprire tutta la regione per eventuali altri incidenti. Sì, poi di queste 800 missioni che loro fanno, dice la responsabile del soccorso che 70% sono, cioè 30% praticamente sono quelli in ambiente impervio, okay? Quindi quelli in cui interviene il soccorso alpino o il tecnico di soccorso, il restante 60% sono stradali e interventi di questo tipo. Ma siete comunque voi che decidete se è un intervento da elicottero o No. meno? O è chi chiama No, allora, vi racconto un piccolo aneddoto che è freschissimo, recente. Io ieri ero a Forni a Voltri per cose di addestramenti, okay, del soccorso alpino di Forni a Voltri. Stavamo bevendo la birra, alla fine, alle 5 e mezza, è arrivata una chiamata dalla SORES, dalla sala operativa centrale unica del 118. Adesso tutte le centrali del 118 sono state riunite in un'unica sala operativa a Palmanova. Signora infortunata sotto Casera Bordaglia di sopra, quindi una cosa lieve. È stato valutato e deciso dall'operatore di sala operativa che non era necessario intervento del soccorso. Siamo partiti, sono andato anch'io con gli amici, con i colleghi di Forni, siamo arrivati su alle 7-8, questa signora aveva rotto il malleo, quindi tanto bene non stava la caviglia così, l'abbiamo portata giù in barella fino a Casera Bordaglia di sotto, 20 minuti, mezz'ora di barella, e poi con il furgone è stata accompagnata giù a valle. Fortuna ha voluto che con noi ci fosse anche un operatore tecnico sanitario, un collega di Andrea che lavora nel soccorso, che sta entrando per lui nel soccorso alpino, che ha gestito un po' l'intervento dal punto di vista sanitario, ha gestito i rapporti anche con la sala operativa, e lui stesso ha detto un intervento di questo tipo non ha molto senso l'intervento dell'elicottero, perché è una cosa che noi possiamo gestire autonomamente. Ovviamente i tempi sono un po' più lunghi, però insomma una caviglia, il malleo rotto, per quanto sia un infortunio abbastanza grave, è una cosa che... Considerato ferito lieve o ferito grave? Ah, non lo so, lì dopo... No, è vero, ma io non potevo metterli tutta la legge. Perché poi, però ciascuna di queste, è una legge regionale, che se andate a leggere in ciascuna regione la legge, c'è proprio una tabella dove è descritto il caso, c'è tutto il tariffario, io ho messo un ordine di idee, ma il ferito lieve c'è una tabella di cosa vuol dire ferito lieve, no? Che poi si riferisce ai codici bianco, giallo, rosso, quello che sono di verde, che vengono utilizzati in triage. Sì, la norma, la legge detta i principi, poi in giunta, con una delibera di giunta dovrebbero venire stabiliti dei criteri, dei parametri, insomma, per valutare. Sì. Ad oggi, come diceva Sergio, parte o non parte l'elicottero è frutto di protocollo, cioè la centrale operativa non è che l'operatore decide perché piace la del tempo, ci sono degli schemi, no? Che sono basati su cosa? Su statistiche. Allora, è un infarto, so che devo arrivare in 10 minuti, se no non recupero più, si alza l'elicottero. È caduto col parapendio, ci si alza sempre con l'elicottero, perché c'è una fortissima probabilità che abbia la schiena fracassata o una frattura del femore magari. Ma la stessa cosa per gli interventi non in montagna. Un incidente stradale parte sempre dall'elicottero, perché tipicamente l'incidente stradale sono traumi in autostrada o coinvolto una moto, parte sempre l'elicottero, perché sai che trovi uno che potenzialmente non ha. Se invece l'incidente descritto è di entità più bassa, succede
detto Sergio, se ho giocato una caviglia, ok, aspetta un attimo, siediti, mettiti comodo, tieni il piede alto, arriveranno, magari aspetti un'ora, quello che serve arriverà. Quindi c'è questa cosa che non è fatta a caso, ma è fatta su necessità sanitarie di arrivare entro certi tempi o statistiche, cioè l'abbiamo evacuato di lì in mezz'ora, di questi evacuati in mezz'ora diciamo 100% ha recuperato bene il trauma nei mesi successivi, piuttosto che li abbiamo evacuati in un'ora, ma la metà di loro sono rimasti invalidi perché non riescono più a usare il ginocchio. Allora dobbiamo recuperarli in mezz'ora, se no poi non pensano di invalidità da pagare. No, il ragionamento dello Stato è questo, sono soldi, i malati sono soldi. Talvolta può essere che noi proponiamo, magari, questo sì, può essere, perché ci dicono c'è l'incidente lassù, è solo una caviglia, che magari il tecnico centrale penso che conosce tutta la montagna, no? Da lì il discorso, chiamo la stazione, chiamo i ragazzi del territorio, perché anche a me, se mi parlano del Tinisa, io più o meno so dov'è, non è che conosco i suoi canali, se mi parlate del Tiampone o del Quarnam vi racconto tutto. Allora, quando il tecnico centrale mi dice, è solo una caviglia in cima al Tiampone, sono le 8:30 di sera, è scuro, le 9, lo facciamo? Lo tengo scuro, lo tengo chiaro, può fare una notte fuori. Scendo per i versanti del sud del Tiampone che mi ammazzo io. No? Allora valuti e dici ok, tante volte dici discuti assieme, va bene, è meglio che usiamo l'elicottero per la sicurezza di tutti, perché riesci a evacuare prima che le condizioni peggiorino e eviti anche potenziali problemi ai soccorritori, perché cosa pessima è quando si fa male un minore, crea l'intervento del tuo intervento, che non ha molta logica, no? Questo dobbiamo evitare. Chiedo scusa, io lì non leggo, so citare, non so citare. Allora, questa è un'altra cosa. Dobbiamo arrivarci. Ah, ok. Allora, tutti questi discorsi, ovviamente. Prego. Una domanda, visto che siamo in una regione di confine, adesso che voi avete sviluppato molto lo scenario nazionale, però qui abbiamo Slovenia e Austria. Mi sembra interessante capire, come avete fatto vedere, che il sistema funziona, immagino, come geolocalizzazione, anche per richieste di intervento che provengano da organizzazioni e quindi immagino che questa rete. Poi quando intervenite voi, immagino, esatto, intervenire. Mandiamo i colleghi sloveni o i colleghi austriaci. Allora, anche in termini di costi, ecco. I costi, allora, funziona anche all'estero? Sì, l'abbiamo visto anche prima con quei due esempi che ho fatto vedere della Svizzera. Nel momento in cui ho copertura internet all'estero, funziona. Austria e Slovenia fanno parte della comunità europea, quindi ad oggi, con qualunque contratto ben pagato o non che abbiamo, se io vado di là, internet funziona, salvo che mi danno una bella bastonata come costi, perché non so, io sono con Vodafone e mi chiedono 3 euro al giorno se uso internet di là, però riesco a lanciare l'allarme. E questo costo quest'anno dovrebbe sparire, perché c'è stato questo accordo a livello di comunità europea, per cui il telefono non dovrebbe avere extra costi ovunque mi muovo. Sì. Poi chiaramente mi arriva la chiamata, il puntino GeoRescue in Austria. Con austriaci e sloveni sappiate che noi facciamo un minimo di 2 o 3 esercitazioni l'anno, proprio per conoscerci reciprocamente. È una cena che è la cosa più i popoli. Però è importante più la cena che l'esercitazione, perché devi quando tu telefoni a qualcuno sapere che faccia quello che dall'altra parte del filo cambia la giornata. E questo a cosa serve? A queste situazioni qui, no? Quindi riesco ad allertare il soccorso dall'altra parte. Come sono strutturate le altre nazioni noi confinanti? Francia, Austria e Slovenia allo stesso modo diciamo di noi, cioè se un intervento è diciamo la parte sanitaria è garantita gratuita, quello che è uso dell'elicottero o uso illecito è fatturato, ma noi siamo stranieri quindi a noi viene fatturato tutto come noi fatturiamo tutto agli austriaci, agli sloveni e quant'altro. Se andate in Svizzera vi consigliamo vivamente di fare l'associazione alla Rega, perché lì conti. In Svizzera paghi anche l'intervento sanitario, quindi non è che paghi solo l'elicottero come in Austria e in Slovenia, gli elicotteri tecnici, però l'assistenza sanitaria è garantita. In Svizzera paghi anche l'assistenza sanitaria, paghi il gesso, paghi la visita, paghi la puntura, paghi tutto.
Lì c'è però, in questo schema si inseriscono le coperture assicurative, quindi sono cifre importanti, soprattutto se si va all'estero, si deve cominciare a pagare tutto. L'Austria, per esempio, l'intervento dell'elicottero lo fatturano a un minuto di volo, e quindi a seconda del tipo di mezzo che arriva l'elicottero può costare parecchio, perché un elicottero come quello che abbiamo noi a Udine mi pare che sia sui 68 euro al minuto, 90 euro al minuto, il 139 che gira in Val d'Aosta è 174 euro al minuto, questo è il costo dell'elicottero e del suo equipaggio, e insomma almeno mezz'ora ci vuole, no? Per portare a casa un intervento, quindi le cifre sono importanti. Dicevamo, sono importanti le coperture assicurative. Per il nostro sodalizio la grossa copertura assicurativa ce la dà il CAI. Con il tesseramento noi sottoscriviamo una copertura assicurativa che garantisce la copertura dei costi di soccorso sempre in tutto il continente europeo. Quindi mi faccio male in Austria, l'Austria mi fattura, io poi posso rivalermi sull'assicurazione del CAI che mi rifonderà tutte le spese. Stiamo parlando di costi di soccorso, quindi l'elicottero è quello che mi costa il farmi recuperare e portare a casa. Sì, non l'infortunio. L'infortunio è io mi sono rotto la gamba, a causa di ciò salto un mese di lavoro, sono magari anche libero professionista, quindi non ho reddito, un mese di lavoro lì non me lo paga nessuno, neanche l'assicurazione del CAI, a meno che non faccio le estensioni, perché magari qui Paolo può aiutarci meglio. Sì, solo sull'attività sociale oppure anche per... Allora, l'infortunio è pagato solo sull'attività sociale, quindi vuol dire solo nella gita che si fa, a meno che non pago l'estensione, che non mi ricordo... 90 euro, che ci copre anche in attività personali. Okay? In questo caso, pagando quei 90 euro lì, io ho una polizza infortuni che mi copre sempre. Questo però, ripeto, è l'infortunio, quindi il mancato reddito perché sono a casa da lavoro o perché ho fatto giorni di ricovero, mi pagano i diari di ricovero e quant'altro. Il costo di soccorso, quindi stiamo parlando dei costi dell'elicottero che viene a recuperarci eccetera, quello è pagato sempre in tutta Europa, sia per attività sociali che personali, quindi anche se sono a farmi la gita da solo. Però attenzione, solo nell'ambito delle attività riconosciute dal nostro sodalizio, quindi escursionismo, alpinismo, speleologia, ferrate, non parapendio, nemmeno, adesso non so se fosse mountain bike, adesso non ricordo bene, però ci sono delle attività in ambiente montano che non sono attività del CAI, del Comune Italiano, e su quelle non vale l'assicurazione, questo deve essere chiaro. Un nostro collega del soccorso alpino, Riccardo Predilla, in Veneto ha avuto un incidente col parapendio, illeso, però si è ritrovato su una cengia dalla quale era impossibile muoversi. È stato recuperato dall'elisoccorso del Veneto, di Pieve di Cadore, gli è arrivata una fattura di 5.000 euro a casa. Okay? Ed è un componente del soccorso alpino, però non c'è santo che tenga, perché le attività riconosciute sono le nostre, okay? Quelle per le quali siamo qui. Sulla nostra informazione sul sito del CAI c'è una bellissima presentazione delle coperture assicurative dove è scritto bene, questo è un copia e incolla dal sito del CAI. Quindi andrebbe un'escursione in Veneto o in Trentino sulle Dolomiti, una semplice escursione dove magari hai un colpo di calore o malessere, mettiamo che qualcuno invece proprio voglia far partire, non so per quale motivo, cioè parte magari un soccorso, ecco. Sì. Ti costa? Ecco, una cosa più così banale? No, perché sei in attività personale. Personale, parliamo di cose personali. Sei socia CAI. Ci sono parenti non soci CAI. No, non importa, ma chi si è fatto male, socio CAI? No, mettiamo no. Allora sì. Allora sì, il Veneto fattura il recupero. Il Veneto fattura i costi di recupero in base al valore regionale per un certo tariffario,
questi li fattura sempre e comunque all'infortunato. Anche se fai il soccorso, quindi anche l'intervento proprio del soccorso ti costa. Sì, sì. Sì, sì. È l'unica regione, se non ricordo male, è l'unica regione che prevede la compartecipazione alle spese anche in caso di intervento a terra, del soccorso a terra. Chiarissimo. Però, ve lo dico così in via confidenziale, il mio collega del Veneto, che da anni sta portando avanti tutti i progetti di legge regionali nelle varie regioni italiane, non più tardi di un mese fa, ha detto: su questo aspetto qui abbiamo fatto autogol, cioè è una cosa che si sta rivoltando contro, perché i ricorsi, i contenziosi sono... Allora, voi provate a immaginare una macchina, no? Un carrozzone come la regione che deve pagare fior di dipendenti, no? Di giuridici, che deve poi gestire tutta una serie di problemi legati a non solo, allora dove sta? particolari non è che ci torni volentieri, cioè se sai anche Sì, questi certo. cabellini stai un po' alla larga. Certo. Comunque per chiarezza, sono in Veneto, mi faccio male, chiamo i soccorsi, loro comunque mi fattureranno in base a questa tabella, e se poi mi sono fatto male veramente sono solo 25 euro, va bene. E dopodiché, se io non sono socio CAI o ho un'altra assicurazione di altra natura, e qualcuna ce n'è, poi possiamo vederla, oppure devo metterli fuori io di tasca. Se sono socio CAI, in teoria la fattura arriva sempre a me che mi sono fatto male, quindi in teoria io anticipo i soldi e poi me li ritorna l'assicurazione del CAI. Attenzione alle denunce di infortunio però, se vi fate male dovete avvisare il CAI subito, non un mese dopo, perché sennò l'incidente non viene riconosciuto. Non so quanti giorni di tempo ci sono per denunciare l'infortunio, adesso non ricordo. Comunque bisogna essere rapidi, perché attraverso la propria sezione che poi fa partire la manda a Milano, così viene riconosciuto. Dopo si chiude quando si chiude la cosa, cioè potete aggiungere i costi via via, però bisogna avvisarlo subito. Chiaramente ci sono anche casi in cui i costi possono essere grandi, soprattutto se Val d'Aosta che con 174 euro al minuto più 260 euro al giorno della guida che interviene, eccetera, eccetera. Può essere che c'è poco di volontario, è l'unica ragione, la parola volontario qua. In quel caso lì è difficile che qualcuno può avere anche difficoltà a anticipare la cifra, no? Però la regione aspetta i soldi di CAI, è successo tante volte, insomma. Questo non è un dramma. Ci sono alternative integrative alla polizza CAI in più, oppure per chi non è socio CAI, magari ho dei miei amici che non riesco a convincere a entrare nel CAI per qualche motivo, gli dico vai, almeno tutelati in qualche altro modo. Una tutela interessante è questa qui, Dolomiti Emergency, è una omnibus che fa sede a Belluno, sito questo qua, trovate tutte le spiegazioni che volete, anche loro coprono solo i costi di recupero, non infortuni, quindi pagano solo l'elicottero in sostanza se dovesse intervenire l'elicottero, quindi quei soldi che le regioni richiedono per il recupero, in tutto il continente europeo, per qualsiasi attività. Perché dico interessante? Perché loro coprono anche il volo a vela, coprono anche quelle attività che non sono tipiche del CAI, che il CAI non copre. Quindi abbiamo citato il volo a vela, abbiamo citato... Canyoning? No, canyoning è stato riconosciuto. Sì, sì, canyoning c'è. Le avevamo sì, è lì. Di sotto. Snowboard, no, questo l'hanno, scusa, queste le hanno tirate dentro. Io mi ricordo come si chiama? Il volo a vela in generale, come lo chiamano? Sì, parapendio, speed flying, quelli che vanno con la vela e vicino, quella roba lì è scoperta, bungee jumping, non vi parla nessuno. E questa qui tra l'altro ha dei costi molto bassi, non so se 22 euro l'anno, e poi c'è la possibilità, loro lo chiamano l'amico fedele, c'è la possibilità di assicurare anche il cane. 8 euro, è previsto 5 euro, è previsto anche il recupero del cane. Dopodiché ci sono 1000 altre
possibilità anche che uno può fare con la propria compagnia di assicurazione, solo che di solito in questo caso qui trattative individuali con la compagnia assicurativa parlano cifre allucinanti, no? Quindi alla fine di pratiche concrete queste due. Socio CAI è la miglior cosa, quella che copre bene. Sulla quale dobbiamo cercare anche di sensibilizzare tutti i nostri amici. Esatto. Anche perché appunto se ti fai male durante la gita hai anche l'infortunio, non solo i costi di recupero, e se fai l'estensione, non so quanti di voi hanno un'assicurazione infortuni propria, ma 90 euro non so niente all'anno, un'assicurazione infortuni. Di solito costano molto di più. E tutte le assicurazioni infortunio che noi facciamo privatamente coprono l'arrampicata fino al 3° grado. Se andate oltre non vi danno una lira. Invece il CAI ti copre l'alpinismo e tutte le sue forme. Quindi comunque sei coperto, anche a gradi superiori. Paolo, sì. Io direi anche per l'ora, loro hanno parlato tantissimo, sono stati bravi, ma per questo, prima di salutarli, io ho chiesto a Sergio, perché mi rendo conto che l'argomento è molto interessante e ci prende tutti vicino, soprattutto soci, ma direi ancora di più i non soci, per questo loro vi chiedono di sensibilizzare i vostri amici non soci. Non importa quale sia la sezione, è importante la famiglia del club alpino italiano, ok? Perché veramente è ricca di valori e di obiettivi infiniti, e per questo noi ci impegniamo assieme al soccorso alpino e a tutti quelli che sostengono il club alpino italiano per far sì che anche chi non conosce il club alpino italiano si possa iscrivere, perché ricordiamo che ha superato da qualche anno i 150 anni questa associazione, per cui credo che sia veramente qualcosa di incredibile dal punto di vista non solo storico ma anche culturale e ovviamente sulla sicurezza. Ho chiesto a Sergio di ricordarvi a voi, ovviamente potete portarlo ai vostri amici, le altre date dove loro faranno questo tour, perché ormai chiamiamo tutte le cose così, questo tour del soccorso alpino in altre sezioni del club alpino italiano. Mi aiuto col nostro gestionario, perché la mia mente ormai sta andando in fusione. Ne abbiamo una il 7 di giugno, adesso abbiamo 10 giorni di pausa, incredibile, a Cervignano, il 22 a Fiume Veneto per la sezione CAI Pordenone, forse un po' lontano, poi qui in zona a Gemona, nella nostra, dove c'è anche la sede del soccorso alpino regionale, della sezione CAI sopra, quindi il 28 forse era più interessante per voi, e il 30 a Pontebba per tutta la canale, insomma Moggio, Treviso e Pontebba. Bene, abbiamo fatto Cividale, Codroico, Falcone, Gorizia, era stato pubblicizzato anche attraverso il Spilimbergo. Facciamogli un grande applauso. Regala il gagliardetto a, in questo caso a Sergio, che porterà in che delega più giovane. Benissimo. Allora desidero fare una piccola riflessione. Prego Presidente. Allora, tutti noi volontari lo facciamo per scelta, la nostra attività la facciamo con passione per scelta. Però va detto che questi signori fanno un'attività di volontariato che ha un livello e una dedizione, direi, di riconoscimento, di umanità e di spiritualità che è decisamente al di fuori, decisamente eccezionale. Lo dico perché io sabato ho partecipato a un'assemblea nazionale dove sono state conferite alla memoria 4 medaglie d'oro purtroppo ai volontari a causa di un incidente di elicottero in Campo Felice il 16 gennaio scorso. Però veramente è stato commovente vedere le signore, vedere i familiari che hanno ricevuto la medaglia d'oro. Quindi questo volontariato, oltre al grande impegno professionale, voi avete visto quel livello della professionalità nella vita, il volontariato per scelta,
tutto il lavoro di preparazione e fanno anche queste serate per rendersi edotti, ecco, di quello che è non solo il loro lavoro, ma quello che il servizio fanno a noi quando siamo in montagna. Io direi è il livello di professionalità e il rischio che loro corrono, perché abbiamo visto che nonostante i materiali fanno tutto, ma la pericolosità dell'ambiente, dove capita un incidente l'ambiente è sempre pericoloso. Bene, questa sera stiamo parlando con una serenità, con una semplicità e direi con un piacere di dirci quello che loro stanno facendo, che veramente è stato edificante. Io direi che tanto contato. Che è la sezione prima che è stata costituita in Friuli Venezia Giulia, siamo vicini alla fondazione nazionale 150, noi 147 anni, e sarà un onore se voi questo gradientetto lo mettete dove ritenete di... Anche perché un tempo, io non sono cresciuto nella stazione di Udine Gemona, però un tempo loro che sono da 20 anni dentro la stazione si ricorderanno che un tempo gran parte dei componenti uscivano dalla scuola di alpinismo della Saccoli, Tacoli, Bizzarri. Era l'unica scuola la prima che poi si divise più sezioni. Erano i sapori per gli alpinismo. Quindi,